Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buon lunedì, dunque buon inizio di settimana a tutti voi. Saremo insieme come sempre fino alle 14:30 con tante notizie, tanti servizi. Sapete che ieri si è votato per il segretario provinciale della Lega, siamo a Treviso, avremo un'ampia pagina ovviamente dedicata alla Lega Trevigiana, ma sono tante le notizie in prima battuta. La prima ci porta a Padova, dove per noi c'è la nostra Valentina Visentin, perché oggi è anche l'inaugurazione del nuovo anno accademico numero 801. E allora vi portiamo subito con le immagini a Padova, dove vedo per noi già collegata la nostra Valentina. Buongiorno Valentina. Buongiorno, da oggi ufficialmente l'Università di Padova entra nel suo nuovo secolo perché compie 801 anni, sono in corso le celebrazioni dell'anno accademico, grandi ospiti, è arrivata in città il Ministro per l'Università Anna Maria Bernini. Io mi trovo, vi faccio vedere nella sala dei 40 dove c'è la famosissima cattedra di Galileo, la sala dedicata ai 40 più illustri studenti stranieri che ci sono stati nell'Università di Padova. Da qui si entra poi nella bellissima aula magna dove è in corso la cerimonia iniziata con 10 minuti di ritardo accademico. C'è stata la sfilata del corteo dei professori togati e dei rettori delle principali università italiane. Lo vedete alle mie spalle, quello che si può vedere della cerimonia che è al momento in corso. Sta parlando proprio in questi minuti la rettrice Daniela Mapelli, un lungo discorso che è iniziato affrontando ovviamente il bilancio degli 800 anni dell'università, delle cerimonie che ci sono state quest'anno e anche un riferimento alle tematiche ambientali che verranno poi affidate alla prolusione del professor Telmo Pievani. Ma in questo momento l'Università di Padova, con le parole della rettrice Mapelli, sta affrontando il tema del diritto allo studio e per quanto riguarda gli alloggi la rettrice ha appena detto che di concerto con l'ESU stanno puntando ad un piano di recupero di alloggi dedicati alla comunità studentesca, perché in questi minuti c'è stata anche una protesta all'esterno dell'università di alcuni studenti che da mesi chiedono un incontro per affrontare il tema del diritto allo studio e della carenza degli alloggi. Ovviamente c'è tanta tradizione in questa cerimonia perché poi c'è anche la goliardia, la vedete alle mie spalle, che si sta preparando perché uno dei momenti finali di ogni anno accademico è l'arrivo dei goliardi, l'entrata dei goliardi che consegnerà alla ministra Anna Maria Bernini il solito e scherzoso regalo. Ministro che parlerà subito dopo la rettrice, ma andiamo a chiedere ai goliardi. Qui c'è la nuova tribuna che è stata eletta proprio l'8 febbraio. Virgilia, porterete che cosa al ministro? Come ogni anno porteremo non al ministro ma alla rettrice, alla magnifica rettrice, una gallina padovana. Il ministro invece niente regalo. No, quest'anno siamo andati di gallina perché siamo entrati in carica qualche giorno fa, quindi la tradizione della gallina è molto antica e noi la portiamo avanti per richiamare il tempo in cui gli studenti pagavano in natura le lezioni dei professori dell'università e quindi i pagamenti potevano essere animali commestibili eccetera, quindi in questo caso la gallina padovana come sia simbolo della città che ricordo di questa tradizione. Gallina, un tempo, oggi comunque il tema del diritto allo studio è sempre presente, l'abbiamo visto perché insomma ci sono problemi per quanto riguarda la carenza degli alloggi, soprattutto anche per le borse di studio, insomma, che mancano per quasi 2000 studenti come goliardia, però insomma siete sempre l'aspetto più tradizionale dell'università. Sì, l'aspetto più giocoso, anche perché noi nel nostro caso abbiamo il tribunato degli studenti e mai che vada si va a dormire lì. Grazie. Allora Virgilia, che è stata eletta tribuno, è la seconda tribuno donna della goliardia di Padova, è eletta proprio lo scorso 8 febbraio in occasione della festa delle matricole. Come vi dicevo, il tema del diritto allo studio centrale in questo anno accademico, anche perché ha appena detto la rettrice, solo nel 2023 l'Ateneo di Padova si è dimostrato ancora più attrattivo perché ci sono state ben 23.000 immatricolazioni e cresce anche la quota studentesca internazionale che copre l'11% degli immatricolati. Quindi al momento l'Università di Padova sta sfiorando le 70.000 studentesse e studenti iscritti, a cui si aggiungono 2.960 specializzandi e 2.000 dottorandi. Una cerimonia appunto che durerà quasi tutta la mattinata e tutti poi i servizi con i dettagli di questa bellissima giornata per la città di Padova nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Dall'Università di Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie alla nostra Valentina Visentina. Perché abbiamo scelto di aprire con le immagini dell'inaugurazione dell'anno accademico? Perché di ieri la notizia che sapete bene che c'è il numero chiuso per quanto riguarda la facoltà di medicina e la carenza di medici e di infermieri è uno dei grandi problemi della sanità di questo tempo, soprattutto dopo l'emergenza del Covid. Ebbene, è arrivata la notizia che verranno ulteriormente tagliati i posti per chi si iscriverà alle università di medicina. Ad esempio l'Università di Padova perderà probabilmente 58 dottori. Quindi ci sembrava importante aprire proprio con le immagini di questo nuovo corso, il numero 801 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, con la goliardia ma anche con l'arrivo del ministro Bernini. Poi avremo altri collegamenti perché c'è stata l'ennesima spaccata ad una pasticceria di Mestre. Lì per noi ci sarà Filippo Fois e poi a breve anche la nostra Daniela Sizia, che si trova a Paese, comune della Marca trevigiana, per raccontare del furto ad un noto imprenditore. Ma come vi accennavo in apertura, la notizia che in qualche modo riguarda la Marca trevigiana è quella dell'elezione del nuovo segretario della Lega. Ieri il congresso che ci porta direttamente al K3 con le immagini, e si è trattato di una sfida a tre, i tre sfidanti Dimitri Coin, Luciano Dussin e Riccardo Barbisan. Vince Dimitri Coin, è il nuovo segretario della Lega. Ve le facciamo vedere le immagini, eccole qui, del congresso con i vari militanti che hanno raggiunto l'area del voto e dunque si sono presentati. Allora, con 306 voti vince Dimitri Coin. Riccardo Barbisan, pensate, staccato di soli 13 voti, si ferma a 293. Sarà lui a spuntarla alla fine. Le prime parole dopo la proclamazione sono state: riprendiamo da dove abbiamo iniziato. Sapete che la Lega è reduce da 4 anni di commissariamento, l'ultimo commissario Gianangelo Boff, già sindaco di Tarzo, quindi un momento particolarmente difficile. La Lega si è presentata estremamente frammentata anche a questa elezione, un'elezione differente rispetto a quella che abbiamo visto per la Città del Santo, per Padova, dove ricorderete i candidati erano 2, in questo caso i candidati sono 3, 2 di area salviniana, 1 di area zaiana, e appunto la spuntata Dimitri Coin, ma con uno stacco di appena 13 voti, dunque la percentuale è decisamente esigua. E di questo parleremo tra pochissimo, che avremo in collegamento Alberto Stefani, segretario regionale, e poi ne parleremo anche con Paolo Calia, giornalista del Gazzettino, che da sempre esperto di politica ed era presente ieri sera al K3 per seguire questa elezione. Vi ricordo che questa sera torna anche Ring e si parlerà ovviamente di questo anche nella trasmissione di prima serata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Tra gli ospiti ci saranno per la Lega anche Marcello Bano e poi ci sarà anche Dimitri Coin. Ma vi facciamo vedere il sondaggio che abbiamo scelto di proporvi per questa sera, ed è legato in qualche modo a uno dei temi che una kermesse come quella di Sanremo ha fatto tornare in auge, ovvero quello del razzismo, soprattutto con l'ospitata della pallavolista Paola Egonu, che ha in qualche modo additato il paese che la ospita come un paese anche razzista. L'Italia è un paese razzista? E questa è la domanda che vi facciamo, e dovete comporre i numeri che vedete in questo momento in sovraimpressione allo 0422 1626 691 se per voi sì, l'Italia è un paese razzista, oppure allo 0422 1626 690 se invece per voi l'Italia non è un paese razzista. Allora, vedo già collegato, lo ringrazio per essere con noi, invece il nostro Filippo Fois. Andiamo nel veneziano, siamo a Mestre, se non sbaglio. Filippo, la notizia di cronaca che abbiamo dato in apertura. Buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Il mio ospite, lo vedete qui di fianco, la signora Sara D'Ambrosi, che è titolare della pasticceria che è alle nostre spalle. Ci troviamo in via Bembo ed è una via in cui le spaccate hanno iniziato a verificarsi già dalla primavera scorsa. A pochi passi da noi c'è la sede regionale della UIL, che di spaccate ne ha subite 2 o 3 la primavera scorsa. Dalla parte opposta si arriva in Corso del Popolo, per cui siamo proprio nel cuore di Mestre, e anche lì lei mi ha detto che più o meno non l'ha scappata nessuno. Non l'ha scappata nessuno, assolutamente, ci hanno
fatto tutto, hanno fatto qua e poi hanno fatto la lavanderia, hanno fatto la parrucchiera, poi in Corso del Popolo con il negozio di tessuti, il negozio di cinesi, la tabaccheria, cioè tutti. E poi sono arrivati anche da lei per ben 2 volte nel giro di pochissimo tempo. La prima è stata sotto Natale, eravamo... Prima è stata praticamente a cavallo della Befana, dell'Epifania, tra il 5 e il 6 mi sembra, adesso non ricordo bene, sì. E sono entrati dalla porta principale, hanno proprio buttato giù completamente il vetro antisfondamento e lì mi hanno portato via abbastanza merce, perché avevo proprio anche merce natalizia e... Sì. I danni sono stati ingenti. Sì, abbastanza. Poi c'è la seconda che invece risale, adesso è freschissima. Sì, sabato notte. Io domenica mattina sono arrivata qua presto con i pasticceri, alle 5 di mattina eravamo qua e ci siamo trovati la sorpresa. Ecco, in questa seconda tentativo, anzi che è andato purtroppo a segno di effrazione, hanno cominciato dalla porta che era stata sfondata nella prima occasione. Poi ci spostiamo, venga con me Sara, così facciamo vedere ai telespettatori. Questo è il secondo tentativo, anche questo è andato a vuoto. A vuoto, certo, perché non sono riusciti. Hanno rotto addirittura il marmo per terra pur di entrare. Quindi diciamo che erano molto motivati. Sì, a questo punto ci spostiamo ancora indietreggiando e qua vedete, qui invece è il punto da cui sono entrati. Esatto, sono entrati, si sono fatti un varco, sono entrati, uno si vede teneva, sono entrati per di là, ovviamente hanno anche il vetro danneggiato, avrò comunque un danno di 2.000 euro sicuramente, anche di più forse. Questa volta refurtiva, lei diceva? Refurtiva un pacco di galani. Quindi proprio non... di galani, una presa in giro, sì. Certo è che rimangono, intanto ci riavviciniamo alla telecamera, rimangono i danni e da questo punto di vista... Anche l'amarezza perché insomma nel giro di 2 mesi, neanche nel giro di un mese, cioè ti trovi veramente a lavorare per alla fine pagare i danni. Mi ha detto che sta pensando di chiuderla questa. No, pensavo proprio di cambiare zona completamente perché non è possibile. Questa non è una bella zona. Io non sono di questa zona qua, me l'avevano detto, però comunque Quando lei era arrivata qui era una bella zona ancora. Ma insomma io sono arrivata qua nel 2015, quindi non tantissimo, però in effetti non è una bella zona neanche di sera, cioè anche quando chiudo, infatti io ho iniziato a chiudere alle 8 di sera, poi piano piano 7:30, 7. Proprio per le frequentazioni? Certo, perché poi il giro di gente poi non è dei migliori, anche qua. Senta, il Comune di Venezia ha assunto un provvedimento per cui risarcirà coloro che hanno subito una spaccata negli ultimi 2 anni di almeno la metà dei danni, nel caso suo però e di molti altri commercianti, bisogna dire che le spaccate sono state più di una. Più di una e poi magari io ho questo danno qua, immagino magari altre attività, danni ancora più, non so come faranno a dare tutti i soldi a tutti, io sinceramente non ci credo. Intanto noi dobbiamo pagare. Lei la domanda l'ha fatta già? No, devo ancora farla e la farò, però insomma alla fine comunque non posso aspettare i soldi, comunque devo far mettere a posto, quindi i soldi li tiriamo fuori noi. Anna, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Filippo, siamo particolarmente colpiti soprattutto dall'oggetto poi alla fine della refurtiva, quasi a immaginare che forse sarebbe più semplice lasciare un pacco, qualcosina fuori per i disperati, perché evidentemente qui di disperati si tratta, per evitare di dover poi subire furti di questo tipo, perché per rubare dei galani si tratta davvero di disperazione, credo, no? Sì, dicevano dallo studio, si tratta di disperati, tanto varrebbe lasciargli un pacco di galani fuori, perché evidentemente chi fa questi loro vanno in cerca di soldi sicuramente, però chi è che lascia i soldi? Cioè io non lascio neanche più il fondo cassa, cioè neanche più la monetina, niente di niente. Quindi loro prendono quello che trovano. Cosa possono trovare in una pasticceria se non dolci? È più il danno che fanno e sempre... E per fortuna, no, sempre, non mi sono mai entrati in laboratorio, perché se mi fanno i danni ai macchinari del laboratorio, lì proprio mi viene da piangere, veramente, perché si sale parecchio. Si sale parecchio, perché se solo per fare un dispetto mi rovinano anche un abbattitore, una impastatrice, insomma, sono danni. Per fortuna invece non sono interessati molto probabilmente al laboratorio, perché molto probabilmente sono dei morti di fame, non lo so, non so come definirli. Non so sinceramente. Senta, io vedo che forse sono per lei questi signori che... abbiamo già preso appuntamento la prossima settimana. Lo diciamo perché non si vede, sono quelli, cioè le persone dei sistemi di sicurezza. Sistemi di sicurezza, esatto, sì.
Certo. Sì. Qua lei vuole venire un istante? Aspetti che sentiamo un po' com'è la situazione. Lei è il titolare? Perché... No, io sono... Buongiorno, io sono uno dei responsabili della provincia di Venezia, sì. C'è molto da lavorare qui a Mestre. Sì, diciamo che è una zona abbastanza battuta. Tutta la zona, anche sul Milanese, Spinea, Milano, sicuramente è una zona un po' sotto assedio. Mestre, in particolar modo, in questo periodo è abbastanza sotto attacco, sì. C'è modo di difendersi oppure si può solamente ritardare perché se vogliono entrare entrano comunque? Beh, sì, questa è una domanda da $1 milioni, però se vogliono entrare sicuramente entrano. La maniera migliore per difendersi è avere un buon sistema d'allarme, questo sì, che possa fare la differenza, possa proteggere chi è dentro casa, avendo appunto qualcuno che possa controllare e intervenire direttamente. Questa penso sia la chiave. Voi vi siete fatti tutto il giro perché qua ci sono state numerose spaccate, avete lavorato anche con gli altri negozi? Assolutamente sì. Noi abbiamo un servizio di pronto intervento dove a chiamata del cliente sicuramente abbiamo un tempo di reazione molto corto e poi facciamo anche attività sul territorio appunto per cercare di sentire le voci di chi ha bisogno. Questo è insomma quello che facciamo. La ringrazio, torno un istante con Sara. Sara, noi la lasciamo perché chiaramente adesso abbiamo visto che ha da fare e speriamo insomma di rivederci per motivi per altre cose più liete. Speriamo che insomma, finiscano queste cose, non solo da me, cioè io parlo a nome di tutti noi commercianti che veniamo piegati da queste cose qua. Perché... Grazie. Anna, io ti restituisco la linea. Allora, Grazie da Mestre è Filippo, tutto per abbiamo ora. avuto insomma anche la fortuna di poter parlare anche con un rappresentante della provincia, quindi insomma che ha parlato dei sistemi di sicurezza. Grazie Filippo Fois e al tuo ospite. Facciamo un passaggio, andiamo nella Marca Trevigiana. Per noi c'è la nostra Daniela Sizia, come vi avevo anticipato in apertura. È stato un weekend piuttosto caldo e questa volta nella Marca Trevigiana, nel comune di Paese, i ladri hanno cercato di entrare nella villa di un noto imprenditore. Daniela, la vedo collegata. Buongiorno Daniela. Buongiorno Anna, buongiorno anche ai telespettatori. Noi ci troviamo in via Verdi qua a Paese, vi facciamo vedere, è una zona abbastanza isolata, come vedete ci sono campi, qualche casa, ma è una villa in una strada nemmeno con alta densità di traffico. Vi faccio vedere, probabilmente i ladri sono passati proprio da qui, erano qui, si sono appostati qua, uno faceva da palo, gli altri due, perché sembra che la banda fosse composta da 3 persone, hanno fatto questa strada, chiedo alla Nicoletta di avvicinarsi. Poi sono arrivati qua e lo vedete. Intanto vi presento il sindaco di Paese, il sindaco Katia Uberti. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Per ricostruire la cosa, sono passati di qua, vedete la rete abbassata, sono saltati da qui, sono entrati, sono passati da una finestra vetrata, l'hanno scardinata, sono entrati e hanno rubato diversi preziosi braccialetti, dell'oro, e ci diceva il figlio Alessandro che il bottino è molto più affettivo che economico, però un danno insomma è importante appunto a livello affettivo. 3 ladri che tenevano sotto controllo la casa perché loro sono usciti per una commissione e i genitori Francesco Carraro sono usciti per fare una commissione intorno alle 17:30, quindi il colpo è avvenuto tra le 17:30 e le 18:30 e tenevano sotto controllo la casa. Appena hanno visto uscire l'imprenditore e la moglie, sono entrati, hanno rubato, hanno messo a segno il colpo e poi sono fuggiti, probabilmente o attraverso i campi come vi ho fatto vedere, oppure avevano un'auto e sono fuggiti poi con un'auto. Ovviamente le indagini da parte delle forze dell'ordine, si stanno controllando anche le telecamere di videosorveglianza per capire e per vedere se sono stati ripresi. Probabilmente una banda, composta da 3, ma è tutto da chiarire, tutto da verificare con le forze dell'ordine. Sindaco, purtroppo furti che lasciano l'amaro in bocca. Sì, perché poi sono quelle inaspettati, e anche la fascia oraria, che purtroppo è sempre questa, quindi il mio appello è quello che rivolgo un po' a tutti i cittadini. Nel momento in cui vedete delle persone estranee, non conoscenti o comunque movimenti
particolari, segnalatelo subito alle forze dell'ordine, perché c'è la tendenza ad attaccare, a inserire i sistemi di allarme solamente quando si è a casa dopo cena per la notte. No, tanti furti purtroppo avvengono proprio nelle fasce preserali. Ecco, e nelle fasce poi dove c'è ancora chiaro, perché insomma 5:30 adesso è ancora più chiaro. È ancora chiaro, per quello che dico, qualsiasi movimento anomale, le pattuglie sia della polizia locale che dei carabinieri sono presenti nel territorio. È fondamentale intervenire subito. Io ogni tanto vedo anche su Facebook, attenzione, persone non note che stanno circolando. No, avvisate subito le forze dell'ordine, sia la polizia che i carabinieri, perché in poco tempo possiamo essere sul posto e possiamo intervenire e auguratamente magari anche intercettare chi sono coloro che hanno compiuto il furto. Ecco, uno dei problemi che insomma mettevano in evidenza anche le forze dell'ordine è che a volte si scrive sui social e non si chiama, e quindi poi l'intervento non è più tempestivo, perché non è, le forze dell'ordine non è che guardano sempre solo i social, quindi è fondamentale non tanto scrivere sui social quanto proprio chiamare il 112, chiamare il 113 proprio per farli venire qua in maniera repentina. Certo, quello è l'obiettivo, perché come non siamo su Facebook H24, tante volte io stessa lo vedo il giorno dopo e mi confronto con le forze dell'ordine. Avete avuto segnalazioni in merito? No. Ecco, purtroppo qui chiediamo la massima collaborazione da parte dei cittadini, perché l'intervento puntuale può essere efficace, a distanza di ore è già tardi. Ecco, sapere che c'è una banda che purtroppo sta colpendo non solo qua nella Marca ma un po' in tutta la regione, varie bande, e questo insomma fa male, preoccupa i cittadini, insomma a volte dicono cosa possiamo fare di più, mettiamo gli antifurti ma anche quelli a volte non servono. No, però ripeto, la collaborazione è fondamentale con le istituzioni, perché non è l'unica banda, ce ne sono state altre poco tempo fa con lo sversamento sappiamo bene, col furto di mezzi anche industriali, quindi io ho grande fiducia nelle forze dell'ordine e il lavoro di sinergia di squadra con le istituzioni può sicuramente dare dei buoni frutti. Dobbiamo intervenire subito, questo è. Ecco, noi abbiamo sentito pochi minuti fa anche il figlio Alessandro che diceva lui ovviamente era fuori e gli hanno raccontato tutto quanto il papà, gli hanno raccontato il papà e la mamma quando sono rientrati, si sono trovati la casa sottosopra, e ci diceva appunto non è un bottino tanto economico quanto affettivo. Sentiamo le sue parole. Sono entrati dalla parte... Dietro dalla parte del giardino. Hanno scavalcato la rete, questa qua, siamo andati qua, c'è un parcheggio. E basta, non sappiamo, non c'eravamo ovviamente a casa. Ma e vi hanno rubato gioielli, insomma tutte le... Gioielli affettivi, più che non abbiamo niente di valore noi, quindi alcuni anelli che erano magari di nonni, zii e basta. Magari hanno appostati, hanno aspettato il buio, hanno aspettato che non ci fosse nessuno a casa e sono entrati. O erano distanti, sono andati via a piedi correndo, oppure sono scappati qua dietro per i campi. Difficile dirlo così, non saprei veramente. Una domanda. Deve chiedere una cosa alla sindaco. Veloce. Sindaco, ovviamente ci sono un po' in tutto il territorio le telecamere di videosorveglianza. Sì, e le mettiamo ovviamente a disposizione sia non solo del corpo della polizia locale ma anche dei carabinieri, quindi comunque ci sono diversi varchi, saranno a disposizione per approfondire e cercare di focalizzare sulle indagini, anche in questo caso. Grazie davvero Sindaco. Se non ci sono domande, la linea allo studio. Grazie Daniela Sizia, un saluto al sindaco Katia Uberti, buon lavoro Daniela, arrivederci, grazie. Apriamo ora la pagina della politica, saluto e ringrazio Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. Buongiorno Paolo, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, dovremmo avere anche collegato il segretario regionale Alberto Stefani, fatemi un cenno se ce l'abbiamo. Eccolo Presente. Qua. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno, allora Paolo, se sei d'accordo darei prima la parola al segretario in modo da poter poi commentare insieme le sue parole. Segretario, allora è stata una vittoria, però non è stata una vittoria schiacciante, no? Cioè l'esito delle urne di questo congresso trevigiano in qualche modo racconta che la Lega è un po' è ancora divisa, è ancora frammentata. Secondo lei è così? I congressi sono fatti perché ci siano più candidati, altrimenti non si chiamerebbero congressi, e la Lega ha sempre celebrato dei congressi nella sua storia che si sono divisi anche per pochi voti in tante province. Quindi io credo che sia normale che un partito possa
farsi delle domande al proprio interno, possa interrogarsi nelle sedi opportune, possa celebrare un dibattito che tra l'altro insomma, ha avuto un esito ieri sera per la provincia di Treviso con un segretario provinciale che è l'onorevole Dimitri Coin e un direttivo provinciale eletto dai militanti, e comunque degli ottimi risultati anche da parte degli altri due candidati. Quindi credo che sia assolutamente normale che ci possano essere delle preferenze all'interno di un partito, che ci sia un dibattito interno e che questo poi porti in realtà ad un direttivo provinciale in cui si lavori in compattezza con soluzioni condivise da parte della squadra. Senta, abbiamo dibattuto per anni, no, forse anche un po' semplificando noi giornalisti, parlando di Salvignani e di Zaiani, che verità sulla Lega trevigiana ci restituisce questo voto? Ma guardi, io sono sempre stato un po' lontano dall'etichettare qualcuno come salviniano, come non salviniano e cose di questo tipo. Di certo io sto alla verità giornalistica che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, in cui c'era una parte della Lega che era stata vista come la parte rivoltosa, la parte diciamo che aveva indicato la volontà di rivedere completamente i vertici regionali e di trasformare questo partito nel partito del Comitato del Nord, che comunque a questa sfida congressuale è arrivata terza. E quindi quella che doveva essere la roccaforte dei ribelli, così come era stata definita dalla gran parte degli articoli dei giornali, in realtà si è dimostrato tutt'altro. Io credo che questo insomma possa servire anche questo dibattito anche a celebrare un ottimo dibattito interno sulla necessità di portare a casa dei risultati per i cittadini, perché i militanti stessi della Lega, io non avevo assolutamente alcun dubbio su questo, chiedono che portiamo a casa i risultati, non chiedono polemiche, chiedono risultati ai sindaci, agli assessori, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, agli europarlamentari. Vogliono risultati perché la situazione in questo momento è una situazione difficile per famiglie e imprese e vogliono fare in modo che chi è eletto dal partito con il proprio voto porti a casa quello che i cittadini gli chiedono di portare a casa. Le polemiche si sono infrante proprio con quello che chi aveva polemizzato per 2 anni sulla questione congressi, in realtà proprio grazie al congresso questo si è dimostrato apertamente. E poi c'è congresso e congresso, perché lei da segretario regionale ha seguito anche il congresso padovano. Differenze, analogie, similitudini e differenze, no? Con la partita padovana e la partita trevigiana. Treviso ha una sua storia, ogni candidato ha la sua storia, e quindi io sono sempre lontano poi da queste ricostruzioni. Di certo credo che sia però normale e corretto chiedere una coerenza in quello che si dice, perché nel momento in cui io vi leggo alcuni titoli di giornali, alcune dichiarazioni che sono state fatte sull'onorevole Coin, era stato definito alfiere dei salviniani, fiero sostenitore del Matteo in felpa. Tra gli ultra salviniani blindati c'è Dimitri Coin, blindati contro la base c'è Coin e Bisa alla tribuna. Allora, parliamoci chiaro, non è che si può definire uno salviniano un giorno prima e l'altro giorno no e un altro giorno ancora. Andiamo lontani da queste etichette, andiamo lontani da queste ricostruzioni, cerchiamo di dare la reale notizia. La reale notizia è che a Treviso si è scelta una linea che è quella di non polemizzare, quella di non fare ogni giorno ricostruzioni strumentali. I primi due candidati, che tra l'altro sono stati divisi da pochissimi voti, hanno portato avanti un progetto in linea con quello che è il progetto del partito a livello federale e a livello regionale, proponendo anche una visione diversa, ma comunque sorretta dalla volontà di portare questo partito sul territorio e di rilanciarlo grazie ai nostri amministratori, grazie ai nostri sindaci, grazie alla nostra base, che è il nostro modello sul quale costruire il futuro di questo partito. Io sono in Lega da quando avevo 14 anni, ho conosciuto e visto congressi di tutti i tipi, congressi molto più difficili di questo, quando, se vi ricordate, venivano espulsi 50 militanti a settimana. Credo che in 3 anni non abbiamo fatto una sola espulsione, non abbiamo mai preso provvedimenti disciplinari, anche quando forse qualche provvedimento andava preso. Abbiamo celebrato un dibattito interno. Adesso che questo dibattito è finito, per favore
concentriamoci a lavorare, concentriamoci a portare a casa i risultati che i veneti ci chiedono, visto che l'autonomia è passata in Consiglio dei Ministri, adesso portiamo la fiaccola fino al traguardo. Paolo, visto che insomma sono stati tirati proprio in ballo i giornalisti, vuoi fare una domanda al nostro ospite prima di congedarlo, che so che Stefani ha un impegno? Sì, no, beh, insomma, noi siamo sempre quelli brutti e cattivi, però... No, non ho mica anche... detto questo. No, vabbè, mi scusi che è una battuta, ovviamente. No, però resta un fatto, cioè che qui a Treviso c'è una Lega che finalmente ha eletto il proprio vertice, ha eletto il segretario e il direttivo, e questo è un risultato indiscutibile e che segna un cambiare pagina rispetto al passato. Però resta un segretario che dovrà ricomporre i cocci di questo partito, con un direttivo dove non c'è una maggioranza così evidente. Ieri uno degli sconfitti, Dussin, diceva sì, però non stiamo a calcare troppo su questo problema, perché in fin dei conti è più importante il rapporto del segretario con i militanti e con gli amministratori che quello che passa nei direttivi, che alla fin fine non è che decidono granché. Però il segretario dovrà mettere assieme le varie anime di questo partito. È un invito che ha fatto anche il governatore Zaia ieri nel suo intervento del congresso. Lei vede, cioè, ci vede qualche problema in questo processo che potrebbe anche andare un po' a inficiare l'operato della Lega, oppure è una questione superabile? Ma io credo che i problemi si risolvono con il dialogo, con il confronto e come in tutti i direttivi provinciali ci sarà la possibilità di poterlo fare. Poi un segretario ha il proprio direttivo ed è normale anche che calibri le proprie decisioni sulla base del direttivo che risulta eletto dai militanti, perché insomma per chi non lo sapesse, appunto anche il direttivo provinciale è eletto dai militanti, quindi è espressione della stessa base che si è espressa anche sul segretario provinciale, e quindi credo che questo ci sia assolutamente la possibilità questo dialogo, sicuramente c'è la possibilità di instaurarlo e soprattutto di costruire un rapporto anche diretto con quelli che sono i militanti che tutti i giorni insomma lavorano per questo movimento e che sono davvero il patrimonio inestimabile che questo partito anche nei momenti di difficoltà insomma sì, credo che questo la storia l'abbia confermato, sono stati in grado di difendere questo movimento, di resistere anche in momenti molto difficili e di portarlo ad essere tra i movimenti più importanti dello scenario politico italiano degli ultimi 30 anni. Alberto, so che ci devi lasciare, quindi ti ringrazio. Grazie a voi. Buon lavoro ovviamente, no? Adesso ce ne sarà da fare. Buon lavoro Grazie, Alberto. Buona giornata, grazie. Stefani, Grazie. Arrivederci. Paolo, allora è interessante perché se convieni con me un altro dato che è emerso da questo voto è il peso di Giampaolo Gobbo, l'ex sindaco di Treviso, che ha ancora un grande peso, perché insomma Dimitri Coin è un po' la sua espressione, la sua candidatura è un po' la sua espressione. Beh, guarda, ieri alla fine del congresso, dove appunto l'elezione di Coin, ma l'avete documentato anche voi con i vostri servizi, è stato un testa a testa fino all'ultimo voto. E alla fine del congresso la battuta che circolava è la vittoria dello stratega Gobbo. In effetti è così, magari qualcuno negli ultimi tempi dava Gobbo come un po' in declino, no? Non in grado più di incidere nelle dinamiche interne della Lega. Invece ieri ha dimostrato che il partito lo conosce ancora bene, ha in mano ancora, sa come si muovono i militanti, sa cosa pensa il popolo leghista e riesce sempre a coglierne l'espressione finale. Lui dice, del resto Coin è il candidato che si è presentato per ultimo, richiesto dai militanti, mentre gli altri erano più autocandidature. Evidentemente ci ha visto ancora giusto e la Lega qua a Treviso dipende ancora molto da Giampaolo Gobbo e della sua visione politica. Che cosa hai visto tu dietro a questo un po' rimpallo della candidatura di Coin? Perché la sua candidatura in realtà è rimasta in bilico un po' fino all'ultimo. Barbisana ha cercato di
così riassumere su di sé anche i suoi voti, la sua candidatura, però poi alla fine Queen ha detto no, io confermo. Come lo interpreti un po' questo balletto tra i due? Ma guarda, adesso, nonostante quello che ha detto Stefani, che ovviamente non si può etichettare la Lega, le correnti, eccetera, Barbisani e Coin andavano a pescare nello stesso bacino, cioè in quell'ala salviniana che è più vicina alle politiche della segreteria nazionale. Magari qualche tentativo per farne ritirare uno dei due c'è stata, però sinceramente le voci degli ultimi giorni secondo me erano più che altro voci strumentali, fatte per alzare il polverone più che veri intenzioni di ritiro. Per quel che ho potuto capire io, nessuno dei due ha mai avuto non ci ha nemmeno mai pensato a fare un passo indietro. Sono due candidati espressione della stessa area, che quindi se riuscite a esprimere ben due candidati vuol dire che è molto forte, molto più forte forse di quello che pensavamo anche noi che facciamo gli osservatori, e che hanno voluto contarsi. Non so, forse Barbisani è un po' più ortodosso rispetto, cioè nel senso più vicino a Salvini, Coin leggermente più distante, quindi più legato anche a una visione più veneta, non lo so, ma sono un po' speculazioni queste. Comunque uno ha lavorato a Roma per diverso tempo, l'altro era segretario del capoluogo, quindi nella roccaforte trevigiana, no? Cioè comunque... Capogruppo, sì, ma noi capogruppo. Sì, no, beh, certo ha pesato anche questo. Però sinceramente io non ho mai creduto che uno dei due potesse ritirarsi, assolutamente. È andata così. Paolo, allora io, se sei d'accordo, vi faccio ascoltare quei pochi secondi che abbiamo raccolto, il nostro Lucio Zanato ieri raccolto proprio da Giampaolo Gobbo, una breve intervista, poi devo andare in pubblicità, poi Paolo ti chiedo di restare collegato con noi ancora per un pochino, perché abbiamo da commentare un altro paio di battute che sono state raccolte ieri e che secondo me sono significative. A tra poco. Volentieri. Credo sia la continuità che avevamo lasciato nel 2018 come quando siamo stati commissariati. Quindi grazie a tutti i tre candidati, anzi ai 4 candidati, e quindi si ricomincia da qui. L'abbraccio, ci fermiamo qui pochissimi secondi e poi di nuovo con Paolo Calia del Gazzettino per commentare l'elezione del nuovo segretario della Lega provinciale. A tra poco. Mezzogiorno e 3/4, buongiorno, ben ritrovati in questo lunedì in cui insieme a Paolo Calia stiamo commentando l'elezione a segretario provinciale della Lega di Dimitri Coin. Abbiamo appena ascoltato le parole dell'ex sindaco Giampaolo Gobbo, che in qualche modo ha detto si riparte da dove abbiamo iniziato, da dove ci siamo lasciati, quindi prima del commissariamento. Paolo, ti faccio ascoltare ai telespettatori le dichiarazioni di chi invece ha perso, quindi Riccardo Barbisani e Luciano Dussin, che converrai con me sono piuttosto diverse tra di loro, quindi ve le facciamo ascoltare e poi Paolo le commentiamo insieme. Ma diciamo che più o meno lo sapevamo del fatto che la situazione era complessa e quindi questi 13 voti appunto testimoniano il fatto che c'è molto da fare per il prossimo segretario provinciale e anche per tutti coloro che gli stanno attorno. Diciamo che dovrà essere il segretario più di quelli che non l'hanno votato che di quelli che l'hanno votato, però da parte mia c'è grande disponibilità, come ci sarebbe stata nei confronti di Luciano Dussin e come avrei chiesto se avessi vinto. Senta, qual è il consiglio che dà a Coin? Beh, il consiglio è quello di tenere conto soprattutto del fatto che gran parte dell'Assemblea ha espresso un voto diverso da quello per la sua segreteria, ma so che Dimitri saprà come fare. Luciano Dussin, allora, un commento sui voti, sulla votazione e cosa augura il nuovo segretario? Beh, al nuovo segretario auguro di poter svolgere meglio la sua funzione. Noi entriamo in direttivo con spirito costruttivo. Si è diviso quasi equamente un po' l'esito delle votazioni. Il dibattito è stato civile, adesso vedremo in futuro, ma penso che ci sia la necessità da parte di tutti di lavorare per riaccreditarsi ai nostri elettori.
Che tipo di lavoro dovrà fare secondo te, Paolo, ora la Lega in questo senso, no? Per ricompattarsi, ma anche perché bisognerà sostenere la candidatura di Mario Conte a sindaco di Treviso? Sì, no, mi fa un po' ridere perché Dussin ha fatto quelle dichiarazioni a Lucio Zanato nell'immediatezza del voto, della proclamazione, e sono molto concilianti, ma 20 minuti dopo ne ha fatte altre che un po' meno concilianti, a dire il vero, dicendo che in realtà si è persa un'occasione, che non è stato, che il voto dei militanti non ha saputo interpretare i segnali lanciati dagli elettori della Lega alle ultime elezioni politiche, dove la Lega ha preso una sonora bastonata. Quindi diciamo, per questo chiedevo prima alla segretaria, al commissario Stefani, cosa dovrà fare Coin per compattare un direttivo, perché le sensibilità della Lega sono molto diverse. Tornando alla tua domanda, secondo me è Dimitri Coin, che comunque ha una grandissima esperienza, perché non scordiamo che è stato già per 2 volte segretario provinciale e che la Lega trevigiana la conosce benissimo, e dovrà per prima cosa ringraziarsi quei delegati che sono espressione di quelle emozioni che gli erano contrarie, perché per tornare sul territorio in una maniera efficace, come hanno detto ieri in vari interventi, bisogna per prima cosa avere una Lega il più compatto possibile, che è anche la richiesta che arriva da Treviso, dove da Casugana hanno guardato con molta attenzione a questo congresso, perché il peso della Lega è fondamentale nella coalizione di governo di questa città e soprattutto nella coalizione che andrà a appoggiare la candidatura di Mario Conte, che immagino non gradisca per nulla l'idea di avere un partito diviso e casomai con una segreteria spaccata proprio nei mesi decisivi della sua campagna elettorale. Quindi su questo dovrà lavorare Coin, dare la sicurezza ai sindaci, ai suoi candidati sindaci che andranno al voto tra 3 mesi o poco meno. Senti Paolo, che atmosfera si respirava ieri sera? Perché, e chiedo alla regia di farle rivedere, noi insomma, abbiamo anche raccolto una voce emozionata di Coin, addirittura le lacrime se non sbaglio. Che atmosfera si respirava però dalla platea? No, beh, guarda, ieri io ne ho visti un po' di congressi di vari partiti, anche della Lega. Devo dire che ieri, alla fine, c'era molta meno tensione di quella che ci aspettavamo. Forse la tensione, anzi sicuramente la tensione era molto più sulle spalle dei candidati, che hanno passato un'ultima settimana molto, molto intensa, e che secondo me sono stati molto provati da quello spoglio voto a voto, in cui ogni nome veniva annunciato man mano che veniva estratto, e c'era veramente un rincorrersi sul numero delle preferenze. Tant'è vero che fino alla fine nemmeno Dussin è stato tagliato fuori dalla possibilità di una vittoria, perché era proprio una conta voto a voto, e immagino che questo abbia creato un bel carico di pressioni sulle spalle di tutti, e non mi hanno stupito le lacrime di Dimitri Coin, che anzi, insomma, devo dire che sono stato vicino in quel momento, perché ho capito che anche lui aveva dovuto passare un pomeriggio molto di fortissime pressioni e tensioni, però voglio dire, in sala non si notava chissà che. Quando verso la fine si è cominciato a capire come poteva andare, certo qualche sostenitore di Barbissano usciva col volto un po' tirato, quasi se la sentisse di come sarebbe stato l'esito finale. Però insomma è stato molto calmo rispetto ad altre volte. Ecco. Come valuti l'affluenza? Beh, 870 militanti su 1030, direi che sono in media con la storia della Lega, insomma, quindi sono in media. Direi buono. Sì. Paolo, ti ringrazio, facciamo sentire in chiusura le dichiarazioni, insomma, che abbiamo raccolto proprio del vincitore di Coin. Allora se vuoi le ascoltiamo insieme, poi magari facciamo una battuta conclusiva. Ascoltiamo Dimitri Coin.
Ricominciamo da dove avevamo lasciato, ricominciamo dal nostro grande spirito di squadra che va ritrovato a tutti i costi, dai nostri amministratori, dall'esperienza politica che abbiamo e dalla capacità che abbiamo a livello territoriale e locale di interfacciarsi perfettamente con i nostri cittadini. Lei ha detto subito che questa non è una vittoria, perché non c'è un'affermazione in realtà di uno sugli altri. L'unica vittoria è quella della Lega, perché di fatto la Lega Trevigiana con una percentuale così alta probabilmente ha stabilito un record per i congressi fino a qui svolti in Veneto. Qui non c'è stato un plebiscito per lei rispetto agli altri, c'è stato un testa a testa, vuol dire che ci sono 3 anime all'interno di questa Lega. Come fare a mantenere, anzi cercare di coagularla dopo tutto questo periodo, diciamo, di distinti? Ma io non penso che ci siano 3 anime, io penso piuttosto che questi 4 anni e mezzo di commissariamento, come dicevamo prima, perché 5 anni e 9 mesi è la data dell'ultimo congresso provinciale che si è svolto, che era il 28 di maggio del 2017, questo lungo periodo di commissariamento che ha portato anche a un calo dell'attività, c'è stato il Covid, ci sono state 1000 situazioni particolari e quindi ecco che magari determinate situazioni sono emerse, ma credo che non ci sia nessun problema per riprendere a lavorare in perfetta armonia. Una Lega, anzi una Liga che si confronta con, diciamo così, i lombardi. Oggi si diceva, ad esempio Tony Re diceva bisogna che il Veneto conti di più all'interno di questo partito. Ma io penso che la questione che il Veneto conti di più all'interno del partito dipende solamente dai veneti, perché i lombardi hanno tutto l'interesse comunque che il Veneto funzioni, che ci siano tanti voti, che sia una collaborazione politica di alta qualità da parte del Veneto all'interno della Lega. Non credo che nessun partito abbia il desiderio che una parte di esso non funzioni per poter emergere. Queste sono cose che si dicono, ma che la realtà è ben diversa. Che ieri sera ha fatto davvero un grande lavoro. Paolo, in chiusura, mi sembra un segretario molto determinato anche a riprendersi un po' il territorio. Assolutamente, ma Dimitri lo conosciamo bene, non avevo dubbi sulla sua determinazione e devo dire che anche la vostra intervista dimostra che ha capito perfettamente qual è il suo primo obiettivo, cioè quello di riunire i pezzi del suo partito, e devo dire che ieri è stato molto bravo quando è stata ufficializzata la sua elezione a chiamare accanto a sé sia Barbisan che Dussin per ringraziarli per la competizione e per salutare i militanti dicendo questa è la Lega. È già quello un messaggio lanciato ai naviganti, insomma. Anche perché ci saranno delle partite interessanti, no? E lo vedremo anche tra un po' di tempo, ad esempio per quanto riguarda le regionali, quindi anche lì insomma ci sarà un buon banco di prova. Paolo, grazie per essere stato con noi, davvero grazie per la tua esperienza e professionalità, ci hai portato un po' dietro le quinte oggi in diretta, visto che insomma sei stato lì tutta la sera. Grazie. Grazie a voi e grazie per l'invito. Buon lavoro a Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. Allora noi chiudiamo in qualche modo ora questa pagina politica, ampia pagina politica, ma ovviamente interviste e commenti li potrete trovare nei nostri notiziari della sera, anche con altri dietro le quinte e poi i commenti un po' più a freddo del giorno dopo. Adesso apriamo un'altra pagina però, perché io vorrei salutare e ringraziare Federico Capraro, presidente Ascom di Treviso, per averci raggiunto. Buongiorno Presidente, grazie. Anna, buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, noi l'abbiamo invitata, Federico, perché abbiamo letto un articolo, poi magari ve lo farò vedere, che non parla di Treviso, in realtà parla di Padova, però è l'intervista a cuore aperto di un titolare di un noto locale padovano che dice ho bisogno di personale, e fin qui non è più una notizia, ma ho offerto un contratto regolare e non ho avuto delle candidature. Tradotto, diverse persone chiedono in qualche modo di poter lavorare in nero o di non avere un contratto in toto regolare, ma avere magari gli straordinari fuori busta. Perché? Perché pago meno tasse e mi entrano più soldi. Come presidente e come ovviamente anche imprenditore del settore, le chiedo un commento e se ci può fare una fotografia, no? Se questo è una notizia così, un'intervista, o se è la fotografia di una situazione reale. Ma la fotografia è chiara e credo
anche la messa a fuoco. Abbiamo delle difficoltà nel invece mettere a fuoco quali sono a lungo raggio gli orizzonti e quindi gli obiettivi verso i quali noi dobbiamo puntare, perché questa è una situazione da risolvere. Non è un problema locale, il tema di Treviso non è diverso da quello di Padova e il tema di Padova non è diverso da quello nazionale. C'è un cambiamento in corso che facciamo fatica ad interpretare, perché continuiamo a interpretarlo con le letture e con le norme e con i contratti di prima, che sembrano velocemente superati. Allora, credo che ci sia da tenere sotto osservazione questi due aspetti. Uno, lo abbiamo detto da tempo, l'incidenza del reddito di cittadinanza su questa dinamica non è un'incidenza da poco, perché se c'è la possibilità per qualcuno di rimanere a casa con 800 euro, nasce immediatamente la possibilità per quel qualcuno di recuperare i 400-500 euro che mancano a quello che era, come posso dire, l'ideale di una cedolino di busta paga mensile a 1.300-1.400 euro, con un qualcosa che, se manca l'appello, viene visto in quella soluzione del lavoro saltuario, del lavoro non regolamentato, che permette di recuperare i 400-500 euro che mancano a quella ideale di busta paga di cui parlavamo. Il secondo aspetto che dobbiamo tenere sempre a fuoco e che non è una novità è il tema del cuneo fiscale. Cioè, se la richiesta del mercato è una richiesta per cui determinati aspetti, penso agli straordinari, penso a delle ore di lavoro che non vengono conteggiate in un contratto part-time ma tenute fuori, vuol dire che sono troppo pochi i soldi che arrivano in busta paga e, perdonatemi l'italiano, sono troppo tanti i soldi che invece costano ai datori di lavoro queste buste paga. Cosa vuol dire? Che nel mezzo se ne fermano troppi. Allora le buste paga vanno aumentate, il costo netto quindi va aumentato, il costo lordo va diminuito, perché il problema è che le aziende non riescono più a sostenere i costi lordi di questi stipendi e i lavoratori giustamente non riescono più a sostenere condizioni di vita con questi costi netti. Per cui nascono... Però perdonami Federico, ma questo è un tema che anche voi come associazione di categoria avete presentato, direi, allo sfinimento ai vari governi che si sono succeduti con evidentemente pochi risultati. Che cosa sta facendo questo governo per questo? Oggi cogliamo una attenzione diversa nei confronti del reddito di cittadinanza. E questo non so se sia un primo passo, ma comunque è un passo. Poi, anche qui estremizzo, quindi faccio una provocazione. Noi non dovremmo parlare di reddito di cittadinanza, dovremmo parlare di reddito del lavoro, cioè dovremmo trovare degli incentivi che portano a coloro ai quali si attivano nuovi contratti un aumento del netto, cioè un incentivo a trovare la soluzione in nuovo contratto regolamentato, magari anche a tempo indeterminato, sulla base del quale uno può costruire un progetto di vita, un progetto di famiglia. Per cui l'integrazione al reddito non va data a chi non ha voglia di lavorare e trova in questa strada una soluzione, come si diceva, per far quadrare i conti a fine mese con delle modalità che non sono corrette. Va dato invece un incentivo, un'integrazione al reddito a coloro che hanno voglia di lavorare, che trovano un lavoro e che a me trovano ancora dei contratti che non mettono nelle buste paga dei lavoratori i soldi che servono. Per cui un gesto, un passaggio, un primo passo è stato fatto, credo che ne servano altri. Su questo però faccio anche un ragionamento più ampio. Credo che siano da considerare anche dei modelli organizzativi necessariamente diversi. Oggi, e il Covid questo lo ha accentuato, è stato dato più importanza ad alcuni aspetti che prima non venivano considerati alla stessa maniera. Non entro nel merito se è giusto o sbagliato. Però
io vedo che in alcuni settori, penso soprattutto a quello della ristorazione, ma quello dei pubblici esercizi, anche quello degli alberghi, diciamo più il settore turistico che altri, ma può valere anche per il commercio, vedo che sono più critici i contratti di lavoro che prevedono i turni spezzati, Sì. che sempre di più non assecondano le esigenze di gestione familiare o di organizzazione di vita. Ecco, probabilmente anche nei modelli organizzativi noi dobbiamo iniziare a considerare delle soluzioni che rispetto al passato impegnino le persone in lavori magari a orario continuato, in cui ci può essere una parte della giornata, una mezza giornata, libera per il lavoratore che si deve occupare della famiglia, che si deve occupare anche di altre cose. Questa esigenza nel nostro settore, penso soprattutto, come dicevo, al turismo, era meno sentita, ma di fatto oggi è maggiore rispetto al passato. Quindi dobbiamo ascoltarla, dobbiamo capirla e dobbiamo trovarvi delle soluzioni. È ancora Quindi così ci sono due attrattivo aspetti. questo mestiere, secondo te, Federico, sia dal punto di vista, diciamo, del lavoro, ma anche dal punto di vista dell'imprenditore, quindi da una figura come la sua che decide di aprire un bar e di aprire un ristorante, tenendo conto di tutte le cose che ci stai raccontando? Quello che evidenziamo è che intanto ci sono imprenditori che sempre più sono chiamati a essere operativi, cioè si fa fatica in ragione di questi aspetti a non avere sempre le mani impegnate, dovendo pur mandare avanti l'impresa. Mi spiego, c'è la necessità di intervenire con tante ore di lavoro e anche con una disponibilità costante proprio per sopperire agli inconvenienti del mestiere, che sono quelli di coprire delle ore, coprire dei turni, coprire lì dove non c'è la disponibilità di alcuni collaboratori, eccetera. Tenete conto che soprattutto nel turismo è difficile trovare degli imprenditori che lavorano 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, come in alcuni negozi nel quale si chiude e si abbassa o si alza la serranda, soprattutto perché gli orari sono diversi. C'è una grandissima soddisfazione in questo lavoro, una grandissima passione, un grandissimo entusiasmo che è necessario per farlo, ma ci sono anche delle difficoltà che incontrano sempre di più i favori di coloro che prima lavoravano con passione e oggi si vedono costretti a fare delle scelte. È sempre più difficile, sì certo, perché si lavora con le persone e non è la stessa cosa che lavorare con le macchine, questo sia per quello che riguarda il rapporto con i colleghi, ma soprattutto il rapporto con i clienti. Noi regaliamo emozioni e quindi abbiamo necessità di regalare sorrisi, di regalare momenti anche di svago, soprattutto nel nostro settore. Insomma, chi viene da noi non viene perché ha fame, chi viene da noi viene per vivere delle esperienze, no? E quindi i primi a doverle dare siamo noi. E l'altro aspetto è che questo diventa, ripeto, ancora più pesante nel momento in cui si fa fatica a conciliarlo con aspetti di vita che in questo ultimo periodo, non entro nel merito, stanno assumendo un valore diverso rispetto al passato, un maggior valore. Noi dobbiamo imparare ad ascoltarle e capire come fare a trovare queste soluzioni. Sicuramente il Covid ha lasciato un segno, possiamo dirlo adesso a distanza di questi anni, perché ormai sono passati anni. Non è sparito ovviamente, ma l'emergenza sì. Che tipo di segno ha lasciato? Ma ha lasciato dei segni, ha accelerato dei percorsi. Lo abbiamo visto nelle dinamiche delle città. Le città si sono svuotate e se ne è capito il valore della socialità, il valore della convivialità, l'importanza dei legami deboli, l'importanza di uscire di casa e trovare qualcuno con una luce accesa, con una vetrina illuminata, con una porta aperta, anche solo per dirti buongiorno e buonasera, che è un modo per, come posso dire, per cambiare l'umore di una giornata. Ecco, per noi è fondamentale questo, lo abbiamo visto, le nostre città si sono spente e si sono riaccese in ragione di questo. Il Covid questo lo ha fatto capire. Il Covid ha fatto capire anche che, lo dico riportando un acronimo che girava, si vive una volta sola, no? E quindi
un'attenzione molto molto maggiore rispetto a degli aspetti che venivano prima trascurati, come il poter concedersi dei tempi e degli spazi. In questo caso forse, ahimè, a discapito del sacrificio, a discapito della determinazione, dell'affermazione, dell'ambizione, della voglia di lavorare anche per crearsi una prospettiva futura che chiamava molto di più noi stessi a dei sacrifici importanti. E poi ha lasciato forse un maggior equilibrio da ricercare, e quindi ha evidenziato, accelerato quali modelli non siano più attuali. Come dicevo, i contratti di lavoro, il cuneo fiscale, le modalità organizzative anche di sistemi di lavoro come i nostri, probabilmente oggi devono essere rivisti. Grazie Federico Capraro, abbiamo fatto un bel ragionamento, sarebbe interessante anche approfondirne vari aspetti, ma non ce la facciamo a starci dietro con i tempi, però grazie un po' per i vari spunti che ci hai dato in questo collegamento. Buon lavoro ovviamente, arrivederci. Grazie Anna, buon lavoro a voi e ci sarà modo per approfondirli. Assolutamente, arrivederci Federico Capraro, Ascom di Treviso. Apriamo nuovamente la pagina della cronaca, c'è stato un incidente mortale a Mareno di Piave ieri, ripercorriamo quella tragedia, lo scontro frontale tra due auto perché ha costato la vita a una ragazza di soli 26 anni, vediamo. Un mazzo di rose rosse, una macchia di colore tra i rottami sparsi a diversi metri di distanza, testimoni della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in via San Pio X a Mareno. Gli agenti della polizia locale del Coneglianese sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro frontale tra una Fiat 500 e una Citroen. L'impatto è stato violentissimo. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei residenti, accorsi per primi, è difficile da dimenticare. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM che hanno subito soccorso le due donne alla guida dei veicoli coinvolti. Nonostante però il tempestivo intervento e i tentativi di rianimarla, per Giorgia Pizzinato, 26 anni, di Vazzola, non c'è stato nulla da fare. Ferita in modo grave la conducente dell'altra auto, una 38enne di Arcade trasportata al Caffoncello di Treviso. La notizia della morte di Giorgia è ben presto giunta nella frazione di Tezze, dove la famiglia Pizzinato è conosciuta e apprezzata. Il padre Lucio infatti è molto attivo nella vita della comunità. Sono rimasto veramente senza parole, perché logicamente di fronte a un fatto del genere non ci sono parole che possono essere dette anche nei confronti dei familiari. Il padre è conosciuto lì a Tese in quanto ha gestito l'associazione Malanotte ed è tuttora il presidente. Difficile, se non impossibile, trovare le parole per descrivere una tragedia come questa, e il pensiero del sindaco va ad una vita spezzata così all'improvviso e al dolore della famiglia. Non possiamo che essere vicini alla famiglia e soprattutto ai due genitori, perché un fatto del genere penso che non so neanche io quali parole usare. Perdere una figlia a quell'età sicuramente è una cosa traumatica. E poi c'è la tragedia di Spresiano, dove il piccolo Edward a soli 4 anni ha perso la vita. C'è una comunità in lutto, il padre da anni gestisce un noto bar in centro storico a Treviso. Non c'è nulla da dire, questo è proprio il destino che ci ha tolto una piccola vita in maniera assurda. È sconvolto il sindaco di Spresiano, fatica a parlare di fronte ad una tragedia così grande. È stato tra i primi ad arrivare in via Dante Alighieri, scenario dell'incidente costato la vita al piccolo Edward di appena 4 anni. L'auto condotta dalla mamma è finita per cause ancora da accertare contro un platano. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime e disperata la corsa all'ospedale, dove è deceduto poco dopo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente. Tra le prime ipotesi quella di un colpo di sonno della mamma, 34 anni, che l'avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto, che prima ha divelto un cartello stradale per poi finire contro un platano. Proprio qui qualcuno ha depositato un mazzo di fiori e una rosa gialla, un fiocco azzurro a ricordare la piccola vittima.
Una tragedia che ha colpito non solo la comunità di Spresiano, ma anche quella di Treviso, dove il padre di Edward è molto conosciuto, visto che da anni gestisce il bar in piazzale Burchellati, chiuso per lutto. Nessuno dei colleghi ha voglia di parlare, lo shock è troppo forte. Lo stesso shock che è piombato sul comune dove la famiglia viveva, dove stava costruendo insieme al piccolo Edward un futuro spezzato per sempre da quello che il sindaco definisce un destino crudele. Attoniti, siamo sconcertati e è chiaro, si dicono in questi casi le frasi di circostanza, ma siamo vicinissimi alla famiglia, però ragazzi qua è veramente il destino crudele, bastavano 3 metri in più o in meno e magari sarebbe risolto tutto con un grosso spavento e basta, e invece siamo qui a piangere una creatura di 4 anni. La cronaca ci porta a Vicenza, uno spacciatore ha tentato la fuga, è stato arrestato dalla polizia, è un pregiudicato di 26 anni, addosso aveva sacchetti di marijuana, soldi e 2 cellulari. In sella alla sua bici si è dato alla fuga quando ha visto gli agenti della squadra volanti che lo tenevano d'occhio a causa dei suoi movimenti. L'uomo nigeriano di 29 anni è stato raggiunto dalla polizia in via Meschinelli a Vicenza dopo una breve fuga e perquisito a causa del forte odore di marijuana avvertito durante il controllo dei documenti. Nella disponibilità dell'uomo pregiudicato sono stati trovati e sequestrati numerosi sacchetti contenenti marijuana destinata allo spaccio, 815 euro in contanti, presunto provento dello spaccio, e 2 cellulari. L'uomo, già denunciato a dicembre per detenzione a fini di spaccio, è stato arrestato. Ancora la cronaca sempre con Vicenza, questa volta è una storia legata alle slot machine che, come ben sapete, hanno degli orari per poter essere accese e per poter essere usufruite dai clienti, e in questo caso non sono stati rispettati. Hanno sorpreso 2 minori a giocare con le slot machine all'interno di una sala giochi d'azzardo Videolotte. Nuova maxi operazione della Guardia di Finanza Provinciale di Vicenza per il contrasto alle violazioni delle norme di prevenzione del gioco d'azzardo e quelle previste dai regolamenti comunali. Complessivamente sono stati multati 9 esercizi pubblici tra bar e sale gioco. La giuridica del locale è al vaglio della divisione di polizia amministrativa della questura, che al termine degli accertamenti valuterà se proporne al questore la chiusura con sospensione della licenza. I 2 minori sono invece stati affidati ai rispettivi genitori convocati negli uffici di polizia. Attività che... Ci scusiamo, c'è stato un evidente problema legato alla registrazione dell'audio di questo servizio, quindi cercheremo di correggerlo per poi farvelo rivedere. Intanto con la cronaca andiamo a Padova, siamo a Santa Giustina in Colle per un'altra storia di droga, aveva diversi grammi di cocaina, questa volta è un 23enne di Loreggia, Alta Padovana, denunciato dai carabinieri all'uscita di una discoteca di Santa Giustina in Colle. Era in corso un servizio di controllo dei carabinieri nei pressi di una nota discoteca di Santa Giustina in Colle. Proprio qui i militari hanno fermato un giovane di Loreggia appena uscito dal locale dove avrebbe dato fastidio agli avventori per i suoi comportamenti molesti. Con sé aveva alcuni grammi di cocaina che presumibilmente deteneva ai fini di spaccio. Per il giovane, 23 anni, è scattata la denuncia con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sono in corso ulteriori indagini per capire se il giovane di Loreggia dentro il locale abbia venduto droga a possibili acquirenti. Restiamo a Padova, il caso, sapete, dello scheletro che è stato trovato a Marghera. Sono stati comparati il DNA le tracce trovate dello scheletro con quello di Isabella Noventa, la tabaccaia scomparsa, morta 7 anni fa, e probabilmente questo scheletro, che inizialmente si pensava potesse essere quello di Isabella, potrebbe essere quello di un uomo. Vediamo. Potrebbero arrivare in settimana gli esiti sulle analisi dello scheletro rinvenuto in un'area abbandonata di Marghera lo scorso 30 gennaio, ma le speranze che possa trattarsi dei resti umani di Isabella Noventa si allontanano. Secondo indiscrezioni dei primi rilievi effettuati dal medico legale nominato dalla Procura di Venezia, potrebbe essere il corpo di un uomo e la morte potrebbe essere stata cagionata non per cause violente. La conferma definitiva però arriverà dall'esame del DNA, che verrà comparato con quello di Isabella Noventa, uccisa nel gennaio del 2020
2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Dopo anni di false speranze, il fratello della donna aveva visto una possibilità di ritrovare i resti della sorella. Era emerso infatti che il cellulare di Freddy Sorgato, l'ex fidanzato in carcere per l'omicidio, aveva agganciato le celle della zona di Marghera proprio il giorno dopo il delitto di Isabella, e per di più l'area dove è stato rinvenuto lo scheletro si trova vicino ad un deposito di carburanti conosciuto dall'ex camionista. In settimana dunque l'esito tanto atteso dei primi accertamenti del DNA. Diranno alla famiglia 90 se potranno continuare a sperare che si tratti del corpo della donna per poterle dare una degna sepoltura o se per l'ennesima volta si dovranno arrendere. Allora, ci spostiamo, chiudiamo in qualche modo la pagina della cronaca e ci spostiamo al Hotel Galileo via Venezia, siamo a Padova, dunque nella città del Santo, dove tra poco, sono le 13:12, inizierà alle 14:30, ci sarà un convegno molto interessante. Il titolo è questo: attenzione, amare da morire o morire d'amore, il fenomeno del suicidio nelle relazioni affettive e il ruolo del digitale, organizzato dall'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Allora noi in rappresentanza dell'Ordine abbiamo la vicepresidente Fortunata Pizzoferro, Ordine del Veneto, e poi Marta Giuliani in rappresentanza dell'Ordine del Lazio. Partiamo con Fortunata. Buongiorno dottoressa. Eccoci, vediamo la dottoressa Fortunata Pizzoferro che si sono collegati. Eccola qua. Ci sente dottoressa? Buongiorno. Sì, perfettamente, buongiorno. Eccoci, buongiorno dottoressa. Allora intanto le farei davvero una domanda molto generica, ma perché avete sentito la necessità di fare oggi un convegno con un titolo così importante, così forte? Sono davvero così tante le vite che sono in bilico a causa di relazioni difficili? Innanzitutto abbiamo deciso di fare questo convegno oggi perché riteniamo che le relazioni siano centrali nella vita delle persone e in quanto tema centrale è necessario trattarne tutti gli aspetti, innanzitutto per trovare delle soluzioni. Ecco, il tema è sicuramente di quelli che possono toccare gli animi quando si parla di morte, si parla di suicidio, ma l'intento dell'Ordine dei Psicologi oggi con i professionisti per parlare del modo in cui possiamo come professionisti stare vicini alle persone per evitare che questi gesti accadano. Ecco, spesso quello di cui abbiamo parlato anche io e lei, no? nei nostri collegamenti recenti, era che a volte il disagio non viene manifestato per paura, per vergogna, però prima di arrivare a chiedere aiuto ci vuole tanto tempo. Non sempre ci vuole tanto tempo, ma a volte si pensa che non sia possibile chiedere aiuto, che le altre persone non siano pronte ad ascoltare. Spesso il gesto suicidario in sé è una richiesta d'aiuto, anche se è una richiesta fatta in una maniera troppo impulsiva. In questi giorni, per esempio, c'è un film molto, molto bello al cinema che si chiama Il primo giorno della mia vita, dove c'è appunto tra i personaggi un ragazzino che si trova in questa fase sospesa, no? Di un gesto che ha fatto su cui può ancora riflettere. Quando gli viene chiesto qual è il tuo, puoi esprimere un desiderio, questo ragazzino chiede come desiderio che i suoi genitori trovino la lettera che lui ha lasciato in cui voleva esprimere tutto il suo dolore, e il film fa proprio vedere come a volte sia difficile per gli altri cogliere un dolore che in qualche modo voleva essere espresso, ma le persone non trovano il giusto canale per esprimerlo e chi è intorno a volte non trova il giusto canale per ascoltarlo. Senta, tra i vostri interventi ci sarà anche quello di Cristian Romanello e si parlerà del disegno di legge della mozione sulla prevenzione del suicidio. Che cosa dice questo disegno di legge? Il dottor Romagnello, che è uno psicologo ed è stato anche parlamentare fino all'ultima legislatura, ha appunto presentato un disegno di legge che punta tutto sulla prevenzione del suicidio, sull'avere delle strutture che sono deputate appunto all'ascolto, in modo che chi è in uno stato di grande sofferenza possa sempre trovare un luogo dove ci si può rivolgere per trovare aiuto, ma soprattutto che questi luoghi siano conosciuti e che siano in rete nel territorio. Perché sono troppo pochi oggi? Diciamo che è difficile che le persone sappiano immediatamente dove poter trovare un ascolto, a chi rivolgersi, e a volte la tempestività è la variabile che fa la differenza e anche la prossimità.
Senta, Marta Giuliani, saluto e ringrazio anche lei per averci raggiunto in questo collegamento. So che siete in tandem, non vi ruberò moltissimo tempo proprio perché tra poco dovete iniziare, ma che cosa c'entrano i social? Le faccio una domanda che probabilmente le sembrerà un po' banale, ma perché avete scelto di inserire anche la parola del social, del digitale all'interno di questo convegno? Beh, oggi come oggi Internet rappresenta una piattaforma importante attraverso cui le persone cercano anche le nuove relazioni, quindi sono tantissime le app di incontri, sono tantissimi gli spazi in cui i nostri giovani o comunque le persone che cercano un confronto o delle amicizie online possano con facilità accedere a delle nuove storie. Sono tantissime le persone che si innamorano online e che comunque creano delle relazioni importanti. Purtroppo l'online ha per delle sue caratteristiche anche dei rischi di cui è necessario tenere conto. Da poco, no, è abbastanza nota la storia del ragazzo di Forlì che purtroppo è arrivato al suicidio per essendo caduto all'interno di una rete di un fenomeno molto pericoloso dell'online che è quello del catfishing, ovvero l'aver intrattenuto per oltre un anno una relazione amorosa con un'identità in realtà non vera, cioè con un profilo creato ad hoc da un'altra persona. Ecco, quando ci si innamora online, quando si ricercano relazioni online, in realtà noi stiamo investendo le stesse emozioni, le stesse aspettative, anche gli stessi processi di illusione che investiamo in una relazione vis-à-vis. Quello che accade però purtroppo è che i rischi della rete, quindi anche fenomeni ad esempio come quello del catfishing, possono portare a dei bruschi momenti di disillusione e anche molto spesso nei ragazzi o nelle ragazze la vergogna o l'imbarazzo di non essersi accorti di essere stati vittime di una vera e propria truffa amorosa per moltissimo tempo. Un elemento che mi preme sottolineare, che è anche un po' il focus del messaggio che vorremmo mandare oggi nei nostri interventi, è quello di cominciare a inserire il suicidio come un fenomeno non più puramente individuale, ma all'interno di un'ottica sociale in cui diverse reti vengono inserite. Quando noi parliamo di prevenzione del suicidio, legarlo all'aspetto amoroso vuol dire anche cominciare a fare prevenzione relativamente alla sfera affettiva dei ragazzi, all'utilizzo dei social da parte dei ragazzi. Quindi il convegno ha l'obiettivo di valutare queste due dinamiche tra di loro in un'ottica multifattoriale. Sono tante le sfaccettature, sono tanti gli ambiti su cui possiamo andare a intervenire in veramente un'ottica di crescita e di funzionalità maggiore. Dottoressa, quindi siamo molto più collegati, abbiamo molte più relazioni, perché sappiamo che il mondo del web con queste applicazioni ci permettono magari di avere più relazioni contemporaneamente, proprio perché magari la presenza, quindi anche il tempo non è sempre richiesto, però siamo molto più soli allora, perché ad esempio il fenomeno di questo ragazzo che si è tolto la vita ci racconta di una grande solitudine, per cui non aveva condiviso davvero con nessuno, no, questa relazione d'amore, perché l'amore è anche bello se condiviso. Una delle caratteristiche dell'online, delle relazioni online è esattamente quella che sta dicendo, cioè il vissuto estremamente in isolamento di questi rapporti, perché molto spesso si ha la percezione che possa essere giudicato dall'esterno. Quindi quando i ragazzi a volte ci dicono io non l'ho condiviso neanche con gli amici perché mi prendono in giro, perché magari non l'ho mai vista questa persona, perché il rischio è anche quello di togliere un po' quel senso di illusione e di perfezione di queste relazioni, perché dobbiamo ricordarci una cosa importante. Un po' in tutti i processi di innamoramento noi tendiamo a avere una visione idilliaca dell'altra persona in una fase iniziale. L'online, proprio per le caratteristiche che ha, tende ad aumentare a dismisura questa immagine, perché l'altro può dare di sé un'immagine falsata senza la riprova dell'oggettività della quotidianità. Noi possiamo avere accesso all'altro quotidianamente, in ogni momento, anche in piena notte, quindi le relazioni sono estremamente
estremamente intense, perché non c'è quel tempo dell'attesa, quel tempo del conoscersi, del sedursi, ma anche del trovare dei compromessi tipico, no, del vis-à-vis. Nell'online è tutto molto veloce ma potenzialmente molto lento, perché anche quando io mando un messaggio posso pensare a che messaggio mandare, posso cancellarlo e riscriverlo. Ha delle regole specifiche il mondo dell'online, che tende ovviamente come dire, allargare o accogliere maggiormente le persone che poi hanno magari nella vita reale o nella vita quotidiana una percezione di inadeguatezza relazionale di sé, e quindi nell'online trovano una sorta di rifugio. Dottoressa Pizzoferro, poi stupisce anche però vedere come diverse persone nell'online trovano anche la capacità di poter esibire la propria identità sessuale con verità, cosa che magari poi all'interno della società per una serie di ragioni non riescono a fare. Diversi suicidi raccontano anche storie di questo tipo. Mi viene in mente il caso che fu portato appunto in onda anche alle Iene e a seguito del quale 2 persone si tolsero la vita. Sì, ed era appunto il famoso caso di cui stava parlando la dottoressa Giuliani di Forlì. Diciamo che non sorprende il fatto che nelle relazioni online spesso si sia più disinibiti, perché dietro lo schermo a volte ci sentiamo protetti, come se al di là dello schermo ci fosse quell'identità digitale che noi possiamo manipolare come manipoliamo le fotografie, nella quale non siamo coinvolti completamente. E questo anche il grosso rischio del non percepire il dolore che può esserci dietro una relazione digitale che non funziona, dietro l'abbandono che può essere conseguenza di una relazione digitale, perché tendiamo a pensare che anche dall'altra parte non ci sia una vera persona a tutto tondo, e questo togliere identità, no? Togliere corporeità a volte porta tutti a lasciarsi andare e a trattare gli altri in maniera un po' troppo affrettata e anche a volte troppo aggressiva. Motivo per cui spesso risulta così facile chiudere una relazione anche se senza una chiusura, semplicemente chiudendo il computer, chiudendo una chat, sparendo all'altra persona, perché non c'è la vera percezione che le emozioni e i sentimenti di una persona sono veramente coinvolti, non abbiamo a che fare solamente con un avatar o con un'identità digitale. Raccolgo un po' quell'espressione che lei ha utilizzato poco fa, il non percepire il dolore, perché mi vorrei agganciare ad un altro caso che ad esempio a noi giornalisti ha davvero colpito molto, del caso del ragazzino veneziano che si trovava in convitto ed ha ingerito 30 pastiglie di tachipirina perché stava soffrendo, perché veniva sistematicamente bullizzato. Questo è un caso di bullismo, noi parliamo tantissimo, non ci stancheremo mai di farlo. Le dichiarazioni della madre che ha detto non avevo visto, non avevo percepito questo dolore. Ecco, ha avuto modo di leggere questa notizia, che idea si è fatta? Sì, ho letto la notizia ed è un caso abbastanza difficile da trattare, perché c'è da dire alcune verità anche un po' scomode. Per esempio il fatto che vengono divulgati dettagli di questa storia, anche sul come il ragazzino ha portato avanti questo gesto. Sappiamo, anche la stampa sa che non si dovrebbero dare dettagli di questo tipo, si deve parlare della sofferenza delle persone, di ciò che la sofferenza può portarci a fare, ma è necessario essere un po' più generici per evitare l'effetto emulazione in altre persone. E un altro aspetto importante, quando avvengono questi gesti suicidari, è ricordarci che dietro il gesto c'è appunto un tentativo di comunicazione, e se non abbiamo prima visto, ascoltato, forse qualcosa ci ha impedito di metterci in ascolto. Spesso quando succedono questi gesti la società, la scuola, anche a volte la famiglia dice non ce ne eravamo accorti. A volte non ci si accorge perché c'è anche una difficoltà dei genitori nel vedere una persona che sta male, perché potrebbe significare un fallimento proprio come genitore. Ma dobbiamo ricordarci che
un figlio che sta male non è un fallimento del genitore, perché tutti i genitori sbagliano, e il non poter imparare dagli errori, non poter accettare che le situazioni familiari oggigiorno di vita sono difficili, che ci impediscono di vedere e quindi ci impediscono di riparare gli errori. Una cosa importante che i genitori dovrebbero insegnare ai loro figli è che non è che non si sbaglia, e quindi gli errori è necessario imparare a ripararli, e se tutti siamo predisposti a guardare la possibilità dell'errore, allora siamo anche più predisposti a metterci in ascolto delle altre persone che esprimono il dolore, anche se lo esprimono in modalità che non sono sempre così chiare. Dottoressa Giuliani, torno da lei per una breve battuta, poi vi lascio concentrarvi sul convegno. Sempre chiedo anche a lei un po' un passaggio su questo caso, e le farò anche qui forse una domanda un po' banale, ma ci sono tanti genitori che per avvicinarsi ai propri figli, per provare a capire che cosa pensano, che cosa provano, magari fanno dei profili fake di Facebook per leggere che cosa i figli scrivono agli amici. Diventano loro amici, ma in maniera virtuale. Allora, il tema dell'educazione, del come trattare l'educazione social dentro le famiglie è sempre un tema estremamente difficile. È vero, molti genitori utilizzano dei profili fake per controllare i figli e le loro attività, altri invece magari gli prendono direttamente il cellulare e controllano, alcune volte di nascosto, alcune volte invece magari concordato con il ragazzo fino a una loro certa età. Ora, senza entrare nel dettaglio di quelle che possono essere le diverse strategie che i genitori utilizzano, la chiave è qual è l'obiettivo. Se il nostro obiettivo è semplicemente controllare l'atteggiamento del ragazzo o della ragazza, o se l'obiettivo è quello di aiutare e accompagnare il ragazzo o la ragazza a un utilizzo dei social che possa essere più consapevole. Il caso nello specifico... Mi perdoni dottoressa, se l'obiettivo fosse conoscere, nel senso che a volte i ragazzi fanno fatica a parlare con i genitori per 1000 motivi, se l'obiettivo fosse cercare di conoscere di più il proprio figlio e quindi diventargli amico? Allora, cominciare con un obiettivo del genere, diventando amici dei nostri figli, utilizzando un profilo fake, forse non è proprio la strada adatta per iniziare, soprattutto perché la differenza di ruoli gioca anche un ruolo importante. Dobbiamo ricordarci che i ragazzi nell'adulto cercano comunque un punto di riferimento su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di condivisione di fasi importanti della loro vita. Allora forse iniziare ad avvicinarsi, a volerli conoscere mentendo potrebbe non essere proprio la scelta più adeguata. Diverso è magari trovare uno spazio di comunicazione con i ragazzi per poter anche aiutarli, cioè una tecnica molto utile a volte è anche quella di chiedere ai ragazzi di aiutare i genitori a conoscere i social e quindi dedicare dello spazio giornaliero insieme in cui sono i ragazzi ad aiutare i genitori o comunque l'adulto di riferimento a conoscere lo spazio virtuale. In questo modo c'è un reale interscambio, c'è realmente un avvicinamento e una prima comunicazione e c'è anche la possibilità da parte dei genitori di cominciare a veicolare una serie di informazioni utili e tutelanti per i ragazzi, soprattutto nel caso ad esempio di cyberbullismo, che sono l'argomento, il caso di cui si parlava in questo momento, che purtroppo sono sempre in continua crescita e che è necessario che i ragazzi inizino a comprendere le dinamiche o anche le caratteristiche in cui può avvenire questo fenomeno anche per potercene difendere. Grazie, io voglio ancora far vedere la locandina, Amare da morire o Morire d'amore, partite tra mezz'ora se non sbaglio a Padova con questo interessante convegno, il fenomeno del suicidio nelle relazioni affettive e il ruolo del digitale. Grazie per aver condiviso con noi alcune suggestioni e alcune informazioni. La dottoressa Fortunata Pizzoferro, la dottoressa Marta Giuliani, ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto e del Lazio. Grazie.
voi, arrivederci. Arrivederci e buon lavoro. Allora noi prima di andare in pubblicità e farvi vedere le previsioni del tempo vogliamo ricordarvi il sondaggio di Ring di questa sera. L'Italia è un paese razzista, utilizzate i numeri che vedete in sovraimpressione per il sì e per il no, fate una telefonata, se chiamate e sentite occupato il vostro voto è stato registrato, vi ricordo che ovviamente la telefonata è gratuita, l'esito del sondaggio sarà diffuso durante la puntata di Ring di questa sera. Ora previsioni del tempo e pubblicità. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia che l'alta pressione continua a rinforzarsi sull'Italia, regalando delle belle giornate di sole. Vediamo insieme in dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 13 febbraio ci mostra un contesto buono con cielo sereno o al massimo velato. Non si escludono tuttavia delle foschie al mattino, ma in rapido dissolvimento. Temperature in lieve aumento, minime tra -2 e 0 gradi, massime invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà limpido o velato, ma comunque senza piogge. Temperature in ripresa, minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui poche novità, sarà soleggiato e senza precipitazioni. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione dei nostri notiziari, siamo alla seconda parte, tra poco dibattito politico, abbiamo 4 rappresentanti della politica del territorio, ma prima vorrei andare a Bassano del Grappa, per noi c'è Alex Giuliano, la notizia è questa, il Tempio Ossario che è un luogo in cui riposano oltre 5.000 caduti della guerra e pensate la decisione è quella di chiuderlo ai visitatori la domenica. Alex, verrei da te, ci racconti un po' anche un po' come è stata vissuta questa decisione, Alex? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, siamo a Bassano del Grappa, in quello che è uno dei luoghi simbolo non solo della città ma di tutto il territorio del Veneto e dell'Italia. Siamo di fronte al Tempio Ossario di Bassano, una struttura che custodisce oltre 5.000 spoglie di caduti durante la guerra, un luogo della memoria che da qualche giorno risulta chiuso la domenica. È stato affisso sulla porta d'ingresso proprio del Tempio Ossario un cartello rosso scritto a mano, domenica chiuso perché? Proprio nel giorno in cui insomma, Bassano viene visitata dal maggior numero di turisti, di persone, la struttura, il Tempio Ossario, rimane con le porte sbarrate. Un problema che si è fatto tanto discutere in città. Noi abbiamo raccolto la voce di chi custodisce questa struttura. Parliamo dei Fanti e sono qui con noi proprio 4 referenti dell'Associazione Nazionale dei Fanti. Il portavoce è il signor Bertoncello per fare un po' di chiarezza su che cosa sta succedendo al Tempio Ossario. Perché la domenica quel cartello, perché la scelta di mantenere questa struttura chiusa? Allora, purtroppo, con molto dispiacere, con l'andare del tempo che noi già dal 2015 teniamo aperta questa struttura il sabato e la domenica, siamo arrivati a un punto di una carenza di personale, di volontariato.
Cosa succede? L'età che avanza, la leva che non c'è più, una cosa o l'altra, succede il fatto che appunto i volontari sono un po' restii anche a partecipare, anche perché non c'è, tra parentesi, una sicurezza legale che ci permette di proseguire questo discorso. Questo è uno dei problemi principali, forse alla base anche di questa difficoltà proprio nel mantenere aperta la struttura, perché mi diceva prima c'è un problema proprio di copertura assicurativa, di responsabilità legale legata proprio alla vostra presenza qui nell'ossario. Sì, in effetti ci dovrebbe essere delle carte, però attualmente non ci sono, non c'è nessuna convenzione con nessuno. Non si sa la responsabilità di chi sia e sicché noi teniamo aperto, grazie alla nostra assicurazione, all'assicurazione che ha fatto la nostra federazione di Vicenza, per tutelarci almeno legalmente per quello che facciamo, perché tuttora, tra parentesi, saremmo quasi illegali per fare questo servizio. Paradossalmente, direttore, un turista, qualcuno che venisse a fare visita all'ossario il sabato e la domenica potrebbe anche chiedervi cosa ci fate voi qui, perché tecnicamente non siete tutelati, la vostra presenza qui è, passatemi il termine, tra virgolette, abusiva. Sì, in effetti sì, è veramente è così, nonostante che andiamo avanti da anni. Inizialmente c'era l'associazione Carabinieri, c'erano anche gli alpini che partecipavano, poi pian piano si sono allontanati. Adesso li ho contattati poco tempo fa, molte associazioni d'Arma sarebbero disponibili a partecipare, però logicamente avendo una sicurezza, avendo una convenzione con qualsiasi, cioè chi di competenza, che a questo punto non so proprio chi potrebbe essere, perché si dice cioè il Tempio Ossario è in mano alla Curia, lo gestisce l'Onor Caduti e è sul terreno del comune di Bassano, sicché non so chi potrebbe essere la persona che potrebbe aiutarci, insomma, a questo. È il classico esempio, anche in questo caso permettetemi una piccola licenza, del cane che ha troppi padroni e rischia di morire di fame, cioè Tempio Ossario che è gestito dall'Onor Caduti, è di proprietà della parrocchia, come si diceva, ma è su territorio comunale, appunto appartenente all'amministrazione qui di Bassano del Grappa. Ora, alla luce di questo, voi a chi fate un appello? Al comune, all'Onor Caduti, alla parrocchia, alla curia? Cioè, come si può arrivare a risolvere questo problema? Perché la volontà da parte vostra è quella chiaramente di mantenere il servizio, ci sono tante associazioni d'armi che sono disposte e disponibili, come se ne viene a capo? Non saprei proprio perché sì, non posso capire chi potrebbe avere la competenza di questo, sicché vorrei che chi di competenza riuscisse a svogliare la cosa, perché appunto sì, a suo tempo c'è anche il fatto che a suo tempo c'erano soldi disponibili per la sistemazione del tempio, adesso non si sa, sicché questo. Tutto fermo anche dal punto di vista, proprio come diceva il nostro ospite, dal punto di vista dei soldi, delle risorse che da Roma dovevano e dovrebbero arrivare per anche, diciamo, tutto quello che riguarda la messa a norma, in sicurezza della struttura. Noi continueremo chiaramente a seguire questa vicenda, a mantenere e a mantenervi informati. Se non ci sono altre domande, direttore, da Bassano per il momento è tutto.
Grazie Alex, grazie per questo approfondimento. La storia del Tempio Ossario l'abbiamo seguita ampiamente, quindi la conosciamo bene e potrebbe essere anche uno spunto con questi famosi soldi da Roma per attivare, un po' avviare la nostra tavola rotonda. Vi presento gli ospiti, come sempre sapete che una parte dedicata al dibattito politico la riserviamo sempre nel corso delle nostre prime edizioni. Allora in studio mi ha raggiunto Raffaele Freda per Fratelli d'Italia in rappresentanza. Buongiorno Raffaele, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Collegato abbiamo Giuliano Guidotto per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Giuliano. Credo che... Eccolo, ha attivato il microfono? Sì, buongiorno a voi. La sentiamo. Grazie Giuliano, buongiorno. Alessandra Nava per il Terzo Polo. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Grazie. Grazie a lei e Stefano Pelloni, Partito Democratico. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere. Allora, è un piacere anche per noi. Allora, visto che siamo in tanti, proviamo a fare diverse domande, a dare un giro veloce a questo dibattito. Io partirei da il banco di prova delle regionali. Si vota in Lazio, si vota in Lombardia. Ovviamente non possiamo commentare alcun risultato perché si vota fino alle 15 di oggi, però Raffaele, parto da te. È interessante vedere la tripletta di candidati che si è presentata alle urne, ad esempio in Lombardia, con il Terzo Polo da una parte, il centrodestra e poi il Partito Democratico che ha chiesto l'asse al Movimento 5 Stelle. Intanto come commenti questo? E poi insomma Fontana, che è stato confermato, non è una cosa da poco e non è scontato. Beh, io credo che la conferma di Fontana da parte del centrodestra fosse fisiologica, perché è il governatore uscente e non c'erano ancora le condizioni probabilmente per proporre un diverso candidato, e soprattutto non era certamente il caso di litigare sul nome del governatore, anche come segno di fiducia nei confronti del candidato per i 5 anni che ha trascorso al governo, tra l'altro non tra poche polemiche considerando il periodo del Covid, ma ha tenuto, ritengo, la barra dritta. Vedremo se sarà confermato. Non poteva essere un momento per Fratelli d'Italia per fare un passo in avanti, visto anche insomma la vostra dote di voti portata alle politiche? Certo, io credo che sicuramente il risultato delle politiche porterà il centrodestra a ritrovarsi su dei tavoli dove i pesi dei diversi partiti condurranno a fare delle decisioni diverse rispetto al passato. È anche vero però che Fratelli d'Italia nei suoi 10 anni di storia ha sempre fatto una battaglia per l'unità del centrodestra affinché si governino bene i territori, mettendo da parte quelli che sono i piccoli interessi di bottega dei partiti. Che è anche quello insomma che avete fatto e che forse farete, no, per le regionali in Veneto. Vedremo se ci sarà o meno questo potenziale quarto mandato di Zaia. Poi veniamo anche a questo. Alessandra Nava, sono da lei perché il Terzo Polo inizia ad acquisire consistenza. Prova ne è la candidatura di Moratti, no, che si smarca completamente dal centrodestra e si presenta alle urne. Beh sì, noi abbiamo considerato la candidatura della Presidente Moratti quella più adeguata al nostro progetto riformista. Noi, come è noto dalle ultime politiche, anche in Lombardia abbiamo ottenuto dei risultati più che soddisfacenti, insomma anche oltre il 10%, in alcune zone anche molto di più. Quindi ci è sembrata, rispetto alle altre proposte degli altri candidati, la persona che, essendosi, come lei accennava, smarcata da una destra-centro in cui i massimalismi di destra e di sinistra, a nostro parere, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, possono trovare un'adeguata risposta più al centro. Ecco, ci è sembrato che proprio la storia del Presidente Moratti, quanto da lei sostenuto nel momento in cui si è posta di traverso rispetto ai Novax, rispetto alla politica di Putin, insomma ci è sembrato che effettivamente anche con il suo programma fosse la candidata giusta per noi. Quindi naturalmente ci dispiace che questa scelta non sia stata condivisa anche da altre forze politiche, però naturalmente il PD ha scelto ancora una volta anche in Lombardia
di affiancarsi al Movimento 5 Stelle nel sostenere il candidato Maiorino, noi abbiamo fatto una scelta diversa perché, ripeto, noi crediamo che il riformismo che noi vogliamo fortemente e che stiamo cercando anche di portare avanti con un programma che sia quello di un percorso di un partito liberal democratico, ci consenta insomma di proporci come una forza che rompa sia col massimalismo di destra che con quello di sinistra. La Moratti ci sembra la candidata giusta. Io adesso purtroppo non conosco in questo momento le percentuali di voto, sono un attimo in pausa, diciamo, da un'attività lavorativa. Spero naturalmente che la gente sia andata a votare. Ecco. Non è altissima, no, devo dire, l'affluenza anche in questi casi, cioè continua a palesarsi questa disaffezione dei cittadini alla politica. Purtroppo sì, ecco, no, non è altissima. Mi faccia solo concludere dicendo che per esempio per quanto riguarda il programma della Presidente Moratti, noi abbiamo molto apprezzato anche l'impostazione che vorrebbe dare nell'ambito del sociale e della famiglia, con la proposta appunto di gratuità degli asili nido, delle scuole d'infanzia e tutte le strategie sulla denatalità. Lo dico perché, come è noto, nell'ambito della famiglia il Terzo Polo ha molto lavorato anche nella passata legislatura e quindi con la ministra Bonetti ha posto in essere una serie di attività, insomma, di rimedi veri e propri che vanno a sostegno appunto dei genitori e delle classi meno ambienti, e questo lo abbiamo ritrovato insieme naturalmente ad altri che poi sono state punti politiche programmatici ampiamente condivise, Alessandra, anche dal Partito Democratico, no? Beh, questo è un bene, questo è un bene. Pelloni, allora sono da lei, no? Resterei sulle regionali con questo asse Movimento 5 Stelle Partito Democratico, un asse che potrebbe anche essere esportato ad altre situazioni, ad altri territori, secondo te? Beh, insomma, facciamo chiarezza, il Partito Democratico nell'estremo suo multiformismo, diciamo così, secondo me problematico, se posso dire, in Lazio invece fa un'alleanza con appunto il Terzo Polo e il 5 Stelle vanno da soli e quindi diciamo così che non individuerei come strutturale l'alleanza con i 5 Stelle perché appunto in Lombardia è pur vero che andiamo alleati con i 5 Stelle mentre nel Lazio non si è trovati d'accordo con gli stessi e ci si è alleati solo con. Allora, però la tendenza, scusami Stefano se ti interrompo, la tendenza all'alleanza potrebbe diventare strutturale. Non allora, è così scontato. No, la tendenza all'alleanza io penso che vada fatta con lo stesso peso con il Movimento 5 Stelle e con il Terzo Polo. Badate bene, io penso che abbiamo una delle destre più forti della storia repubblicana, anche più marcatamente di destra, cioè non stiamo parlando della destra, del centrodestra liberale di qualche anno fa, diciamo così. Siamo di fronte a una destra fortemente identitaria, fortemente caratterizzata da posizioni che sono della destra che una volta avremmo definito estrema, diciamo così. Fratelli d'Italia 10 anni fa lo avremmo definito come un partito di destra quasi estrema, insomma, se non Forza Nuova, insomma era l'ex Movimento Sociale, insomma, quelli che venivano dalla Repubblica Sociale, insomma. Allora io penso che di fronte a questa destra qui il centrosinistra, tutte le forze progressiste abbiano il dovere di mettere da parte un certo settarismo, una certa spinta all'identità, una certa spinta al non fare nessun tipo di compromesso e invece dovrebbe discutere laicamente alcuni punti programmatici chiari su cui si possa andare d'accordo dal Terzo Polo ai 5 Stelle partendo insieme al Partito Democratico. Finché il centrosinistra non riuscirà a
fare come fa la destra oggi, perché Meloni, Berlusconi e Salvini non la pensano allo stesso modo su niente. L'abbiamo visto ieri sera con Berlusconi, che ha detto delle cose in politica estera che sono diametralmente opposte a quelle che dice la Meloni. Lo vediamo su quello che pensa dell'autonomia la Meloni e quello che pensa invece Salvini, ad esempio, no? Allora loro non la pensano su niente nella stessa maniera, però si accordano e portano al governo le loro forze politiche. Finché il centrosinistra non riuscirà a fare questo discorso, sarà condannato alla sconfitta inesorabilmente e purtroppo temo che, salvo grossi stravolgimenti, l'esito delle regionali di quest'oggi dimostrerà questa cosa, insomma, dove la sommatoria fra Terzo Polo, centrosinistra e Movimento 5 Stelle darebbe un voto superiore a quello del centrodestra, ma il fatto di essere andati separati lo condanna alla sconfitta. Purtroppo su questo il centrodestra si dimostra più bravo del centrosinistra, c'è poco da fare. Chiedo la stessa cosa a Guidotto, no? Visto che abbiamo il Movimento 5 Stelle, visto che insomma ad esempio a Treviso le votazioni sono dietro l'angolo, condivide la lettura di Pelloni? Guardi, io parlo per il movimento, la destra fa la sua strada, si arrangia, guardiamoci noi, guardiamo in casa nostra. Io credo che il problema sia portare la gente a votare, questa è la prima cosa di cui dobbiamo pensare, perché se pensiamo che magari, non lo so, le attuali percentuali, sono anch'io al lavoro, sì che non mi pronuncio, ma se va a votare meno del 50%, dobbiamo pensare che il 50% dei cittadini non vanno a votare, non si ritrovano nelle forze politiche che dovrebbero rappresentarli. Pertanto, alleanze o non alleanze, non sono d'accordo con Pelloni quando dice che bisogna unirsi per fare compattezza e per poter pensare di vincere. Quello che interessa sono cosa si propone e se si è in grado di mantenere le promesse ai cittadini. Questo è il problema secondo me. Poi l'alleanza, il Movimento 5 Stelle si allea col PD in Lombardia, non si allea col PD nel Lazio. A Vicenza Italia Viva si allea col PD. Cioè, vedete, tutte queste forze riteniamo siano un fatto di accordi. Vanno fatti degli accordi su dei programmi, in base ai programmi si fa l'unione. Treviso, visto che parlava di Treviso, sì, mi permetta di dirle questo, noi andiamo da soli, perché abbiamo ritenuto che dopo aver discusso tra l'altro con il Partito Democratico non ci fossero quei punti, diciamo, d'intesa per poter andare assieme. Tenete presente che non è un discorso di dire, boh, siamo d'accordo, tutti siamo d'accordo per le comunità energetiche, poi bisogna svilupparle. Tutti siamo d'accordo per il sociale, per la famiglia, per gli affitti, per tutte queste cose qua. Poi però assieme bisogna mettere giù un programma e se nel programma ci sono punti che non collimano è inutile andare assieme. Non è l'importante vincere. Ha citato i dati sull'affluenza, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano che cosa ha raccontato. No, vabbè, ovviamente questi sono i dati delle 23 ieri sera, però l'affluenza è crollata, no? Siamo al 30%, quindi si votò solo domenica, oggi infatti non c'è alcuna percentuale ancora proprio perché si vota fino alle 15. Però Giuliano, ti faccio questa domanda, non trovi che questa politica, non parlo solo del Movimento 5 Stelle, ma ovviamente dei vari partiti, quindi poi magari Stefano farò la stessa domanda anche a te, questa politica di un partito di allearsi con l'uno o con l'altra, fare scelte diverse da regione a regione non rischia di mandare in confusione gli elettori, il popolo italiano? Guardi, ma in effetti è questo proprio il punto fondamentale secondo me, no? Perché giustamente, come dice lei, Treviso e Vicenza sono attaccati. Boh, a Vicenza Italia Viva va col PD, a Treviso va da sola, giustamente. Il Movimento 5 Stelle a Milano va col PD e a Roma va da solo, o a Treviso va da solo il Movimento 5 Stelle. Questa è una cosa, certo, però non è una questione di, secondo il nostro punto di vista, di un'unione, diciamo, che vada ai soli fini di vittoria. Perché è chiaro, senta, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, PD a Treviso uniti potrebbero benissimo contrastare la destra.
Sarebbe semplice, ci troviamo a un tavolo, ci mettiamo tutti d'accordo, bene, andiamo, è tutto. Un momento. E i programmi? Allora. Stefano, sì. I programmi Ma può essere che i programmi siano così diversi? Voglio dire, può essere che i programmi, i valori siano così diversi da una regione all'altra per creare alleanze così diverse? Guardi, le dico una cosa, lei lì ha un rappresentante di Fratelli d'Italia. A Treviso si presenta, non c'erano praticamente, ma adesso si presentano. Rocco ha governato per 2 mandati con Italia Viva. No, non era con Italia Viva. No, no, chiedo scusa se... Adesso è con Italia Viva, ma ha governato col PD. Non volevo intervenire. Propone le comunità energetiche o propone la piantumazione delle piante o le siepi. È stato 2 mandati lì. L'ha fatto? Punto di domanda? Allora, a turno, un attimo Giuliano, a turno andrei su Alessandra, visto che insomma stiamo parlando di terzo polo, poi Stefano, poi Raffaele, su questo governo marcatamente di destra vorrei chiederti di rispondere. Alessandra, prego. Sì, no, chiedo scusa se sono intervenuta, ma siamo anche a distanza, mi arriva il torno in ritardo, chiedo scusa. Non volevo interrompere, ma comunque era solo per precisare che il candidato sindaco del terzo polo, appunto Nicolò Rocco, non era un iscritto di Italia Viva, come è noto, ma sì, è fuoriuscito dal PD, ma insomma questo naturalmente è avvenuto anche in altri partiti, per altri soggetti. Certo, era un consigliere dell'opposizione. Quindi mi pare del tutto normale che nel momento in cui oggi il terzo polo ha individuato il proprio candidato sindaco e lo ha fatto peraltro con una scelta che riguarda appunto una persona che da molti anni è all'interno del Consiglio Comunale, che ha maturato un'esperienza tale da poter quindi rielaborare, per così dire, anche tutto quello che non è andato per il verso giusto, secondo naturalmente il programma del terzo polo, e oggi si è in condizione, anche in maniera qualificata, ben consapevole delle difficoltà che si incontrano all'interno di un consesso nel quale, se non hai la maggioranza, purtroppo non puoi che fare l'opposizione, la fai anche con gli strumenti che hai, e quindi voglio dire richiamare il fatto storico che il candidato sindaco del terzo polo oggi nel proprio programma inserirebbe anche delle questioni delle quali si è già trattato in passato, secondo me può essere un valore aggiunto, perché sicuramente il candidato sindaco del terzo polo, essendo appunto a conoscenza delle problematiche che si sono presentate quando era in opposizione, sarà in grado di offrire le soluzioni migliori. Dopodiché è ovvio, anche noi sappiamo bene che ci sono delle scelte che, essendo differenti a secondo delle zone, delle regioni o anche all'interno degli stessi comuni, possono in un certo qual modo essere solo apparentemente un po' difficili da comprendere per il cittadino, ma questo si supera tranquillamente, basta spiegare la scelta che si fa. Quindi io in questo devo dire concordo sul fatto che... È il segreto della campagna elettorale poi sostanzialmente, è il segreto della campagna elettorale, quella di spiegare alle persone il perché, ecco, in un determinato territorio si è fatta una scelta magari diversa rispetto ad un'altra, perché naturalmente su questo concordo, quello che contano sono i programmi e le modalità con le quali si cerca di affrontare i problemi, anche risolverli, per cui anche io credo che decidere sulla scorta numerica o di quella che potrebbe sembrare sulla carta, perché naturalmente il terzo polo per esempio a Treviso si augura di andare al ballottaggio, e quindi scegliere sulla carta soltanto per mere opportunità, diciamo così, numeriche, ma poi non riuscire concretamente a risolvere anche al proprio interno di una coalizione che magari è disorganica i problemi, credo che non piacerebbe nella stessa maniera all'elettore. Noi spiegheremo
e indurremo queste persone che possono avere qualche incertezza a scegliere il terzo polo per le ragioni che abbiamo ritenuto giuste e fondate per correre da soli e con un nostro candidato sindaco. Stefano Pelloni, da soli a Treviso, diverse alleanze invece ad esempio per le regionali. Chiedo anche a te, no, questo, non si rischia di far fare un po' di confusione all'elettore, magari l'elettore che si sente un elettore del PD? No, ma anche oltre il PD, un elettore del centro-sinistra. Allora io voglio chiarire la mia posizione. Io penso questo, che prendo il caso del Lazio perché è un caso emblematico. In Lazio si governava insieme con il Terzo Polo e con i 5 Stelle. Si candida un assessore uscente e i 5 Stelle decidono che l'assessore che hanno sostenuto fino al giorno precedente non andava più bene. Allora uno dice vabbè, non capisco, ma prendo anche l'esempio del Terzo Polo. Il Terzo Polo a Vicenza va con il PD, a Padova governa con il PD, in altre regioni va con il PD, a Treviso non si riesce ad andare con il PD. Ma per carità, io capisco che poi dopo, però io sono un amministratore, non sono un politico, e sono abituato a risolvere i problemi dei cittadini o almeno provarci, no? E quindi voglio dire questo, la politica ha delle regole, è come il gioco del calcio, si gioca 11 contro 11, dopo è chiaro che se uno decide di avere solo i suoi programmi, discuterli e non discuterli con nessun altro, e decide che pur di tenere fede solo ai suoi programmi decide di giocare 5 contro 11, è chiaro che poi perde. Sarà una grande soddisfazione perdere giocando 5 contro 11. A me non piace, io preferirei giocare 11 contro 11 e provare all'interno della mia squadra a discutere quei programmi, perché io sono convinto che con il Terzo Polo, con i 5 Stelle si riesca, parliamo la stessa lingua, abbiamo governato tante volte insieme. Prendo il caso di Nicolò Rocco, io lo conosco da 15 anni. Nicolò Rocco, abbiamo cominciato a fare politica nel Partito Democratico che avevamo 15 anni io e lui, abbiamo fatto 10 anni di consiglio comunale, 5 anni alla maggioranza e 5 anni in opposizione, abbiamo fatto la stessa identica opposizione al governo di Mario Conte, abbiamo fatto la stessa identica maggioranza sostegno al sindaco Manildo. Vogliamo non riuscire a parlare la stessa lingua, gli stessi programmi? Può essere che non ci sia un'unione di intenti sul candidato. Io penso che questo sia tutto un tatticismo politico, quando non si riesce a mettersi d'accordo, quando si parla la stessa lingua, sia perché un po' non si vuole mettersi d'accordo. Però io penso che il nome trovato dal Partito Democratico a Treviso, ad esempio Giorgio Denardi, sia una persona che invece questa squadra la riuscirà ad aprire con forze civiche, oltre al Partito Democratico, che parlano spesso la lingua delle persone dei 5 Stelle e del Terzo Polo, che invece per tatticismo, io penso, non tanto perché non si parla la stessa lingua, hanno deciso di fare delle strade differenti, e mi è dispiaciuto sinceramente perché ne nutrono grande stima. Si sente che sei dispiaciuto e probabilmente Raffaele, qui vediamo 3 anime diverse che però, senti un po' le parole di Stefano, avrebbero potuto anche unirsi, e si va contro un centrodestra che è stato definito dall'opposizione non così particolarmente unito, ma capace di marciare sulla stessa direzione. L'abbiamo visto anche nella formazione del governo di Giorgia Meloni, no? Sostanzialmente, che insomma tante cose sono emerse, eppure il centrodestra continua a rimanere compatto, no? Ma a me sembra che invece ci sia una piattaforma valoriale assolutamente unita, dove le differenze sono sostanzialmente delle sfumature. In tantissimi casi addirittura più volte sui giornali si è letto di eventuali fusioni ultimamente tra Lega e Forza Italia e cose di questo genere, e secondo me si è visto anche sui temi, si è visto sulla giustizia, si è visto sulla fiscalità, si è visto sull'autonomia, perché il disegno di legge che è passato adesso è passato in Presidenza del Consiglio. Il consigliere Pelloni diceva che la Meloni non è d'accordo, appiattendosi su idee che non si capisce da dove vengano, ma se il Consiglio dei Ministri promuove un disegno di legge per l'autonomia differenziata ed è presieduto da Giorgia Meloni, io non vedo come possa essere contraria all'autonomia Giorgia Meloni. E dirò di più,
Nel 2010 era già stata costruita un'architettura per il federalismo fiscale dal governo di centrodestra, dove dentro c'era anche la Meloni, c'era il PDL, oggi Forza Italia, c'era la Lega, erano gli stessi interpreti, sostanzialmente sono cambiate i nomi delle liste, e quindi in un percorso che quindi è partito 15 anni fa sostanzialmente, poi si è interrotto perché Monti e il PD l'hanno interrotto. Senti, tu sei stato capogruppo dei giovani di Forza Italia, Sì. no? Ti riconosci nella lettura di Pelloni che dice brava. che questo è un governo marcatamente di destra? Scusami. Infatti, tra l'altro, mi viene da dire, mi viene da sorridere quando Stefano fa il riferimento addirittura ai reduci della Repubblica Sociale, perché andiamo veramente nei meandri della storia per trovare dei riferimenti, quando l'unico riferimento al massimo plausibile, possibile, come padre di Fratelli d'Italia era quello di Alleanza Nazionale, che è stato un partito che ha governato tre volte nella storia d'Italia. Anzi, l'allora presidente di Alleanza Nazionale, Fini, a un certo punto piaceva anche molto alla sinistra, quindi così per fare una battuta. E Fratelli d'Italia al massimo trae le sue radici da lì, naturalmente, ma io credo che la Meloni negli anni abbia saputo parlare un linguaggio popolare, abbia saputo parlare al ceto produttivo del paese, non dimostrandosi eccessivamente ideologica, avendo certamente una proposta anche identitaria, sovranista su certi temi. Ad esempio, io penso che nell'ultimo Consiglio europeo la Meloni abbia fatto bene a sottolineare determinate storture e a cercare un appoggio europeo sul tema dell'immigrazione, per esempio, ma mi sembra che sia assolutamente affidabile. I partner europei, gli altri paesi la lodano in continuazione, ne parlano senza remore e aggiungo, al contrario, mi pare che invece la questione dei programmi e delle differenze si abbiano appunto sull'altro campo, sul campo progressista, perché il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle magari nei comuni può anche correre assieme, però io non lo so il Partito Democratico se non si trovi in imbarazzo rispetto alle posizioni che ha ad esempio Giuseppe Conte sul conflitto russo e ucraina, e quelli sono temi veri, non è l'uscita estemporanea del presidente Berlusconi di un giorno che dice non avrei parlato. Va bene, ma rispetto a quell'uscita gli stessi parlamentari e membri del governo di Forza Italia hanno preso le distanze, quindi è una sua opinione personale che non segna in nessun modo la linea politica del governo. Giuseppe Conte dice da un anno a questa parte che sostanzialmente si deve appoggiare la linea di Putin, e cioè che gli ucraini devono trovare un compromesso. Dice questo Conte, Giuliano? Guardi, io come sempre la destra tende sempre a portare in cacciara la discussione. Beh no, però Questo esagera, Guidotto esagera, in cacciara niente. Se vuole vado su un qualunque social... No, va bene, però in cacciara è troppo. Vado su qualunque social network e le trovi virgolettati di Conte. Poi mi dice cosa dice. In cacciara è troppo. Allora guardi, il discorso è questo. Siamo contrari, il presidente Conte è contrario all'invio di armi o di qualsiasi cosa che prima o non serva a portare a una discussione diplomatica per la pace. Questa mi sembra che sia una cosa chiara ed evidente a tutti. Questo è il ragionamento, noi non possiamo continuare a mandare, ma mi sembra che sia chiaro questo, perché si vogliono cosa si dovrebbe fare? Cose? Aspetti un attimo. No, me lo dica, perché io sono d'accordo, però non ho capito qual è la conseguenza pratica. Cosa dovremmo fare? C'è gente molto in alto che decide cosa fare. Allora, diamo un fucile in mano a una persona che vada a uccidere un'altra persona. Questa non mi sembra una soluzione. Cosa vuol dire? Questa è la realtà, questa è la realtà. Allora nessuno dice che l'Ucraina non si debba difendere, anzi è un paese attaccato, si deve difendere, ma diamo delle priorità. Bene, io ti invio le armi, un momento, fermiamoci e iniziamo un'azione diplomatica. Questo deve essere il compromesso, questo dice Conte, nessuno dice che non dobbiamo fare quello che ha detto Giuliano, lei, che ha detto te, scusa, cosa ne pensi del... ma perché il tema della guerra in Ucraina è un tema molto ampio, non so se abbiamo molto ampio, esattamente, ma mi permetta di dire una cosa, è vero come dice, no, il centrodestra si è unito, il centrodestra, ma tutte le sue correnti dentro, da quando è nato, Pelloni secondo me faceva bene fare un esempio addietro, ma non per
per voler mettere il dito nella piaga, ma per dire: conosciamo dal governo Bossi che ha fatto cadere Berlusconi, dal governo Fini che ha fatto cadere Berlusconi, da tutte queste cose che la destra ha sempre trovato difficoltà. Ora si è unita. Sui programmi ho i miei dubbi, perché dentro ogni giorno ogni componente del centrodestra fa campagna elettorale ogni ora per conto suo. Poi è chiaro che il Consiglio dei Ministri decide la Meloni, decidono i ministri, sono tutti compatti e portano sul tavolo le proposte come intendono. Diciamo che fare sintesi loro. è Poi una che sia il dote. meglio per l'Italia è tutto da discutere. Fare sintesi e trovare insomma anche la capacità di creare delle alleanze è anche una dote politica. Poi qui ci sarà anche da capire e da discutere, ma la vedremo insomma l'alleanza del centrodestra alla prova anche con le regionali in Veneto, perché insomma c'è chi... L'uscita di Berlusconi di ieri Sì, l'ho detto. è un'alleanza che dimostra la compattezza. Ma è del un'uscita personale, i parlamentari di Forza Italia, i membri del governo si sono allineati con la Meloni. Allora Quindi... devo andare in pubblicità, pochi minuti, poi torneremo insieme qui in studio a parlare di alleanze. Chiedo a voi, proprio perché stiamo parlando di dialettica all'interno di un'alleanza, ma dialettica che è scontata anche all'interno di un partito, perché se avete visto ieri è andata in scena l'elezione, il congresso della Lega di Treviso e insomma anche qui ne abbiamo viste delle belle, perché Coin l'ha spuntata per 13 voti, anche qui abbiamo visto che solo dentro la Lega ci sono 3 anime, altrimenti i candidati non sarebbero stati 3. Parliamo anche di questo tra poco. Pubblicità. Antena 3, prima edizione, ben ritrovati ancora, vivace dibattito politico che abbiamo aperto da circa mezz'oretta, abbiamo ancora 15 minuti per stare insieme. Allora, ho appena nominato la vittoria dell'elezione del nuovo segretario della Lega di Treviso e se la sono giocata a 3, c'è stata una dialettica interna comunque abbastanza forte e finalmente insomma la Lega ha scelto il segretario dopo anni di commissariamento. Partirei da Pelloni, proprio perché anche qui insomma anche il Partito Democratico sta attraversando la sfida, no, della segreteria, una sfida non facile, anche qui una dialettica molto forte, molto aperta, anche qui quanto è utile per gli elettori che la dialettica sia così forte? Ma mi sembra che ci sia una dialettica forte, ma sempre nei termini del rispetto reciproco e poi dopo di una vicinanza, unità valoriale, identitaria. Insomma, io sono sicuro che chi vincerà il 26 febbraio alle primarie del Partito Democratico, che si terranno appunto in quel giorno, domenica 26 febbraio, chi vincerà saprà con spirito unitario raccogliere anche le energie positive degli altri partecipanti. Ma io voglio dire una cosa, io penso che ieri sia terminato il percorso di dibattito di questo congresso fra gli iscritti al Partito Democratico e devo dire che si sono trovati in 800 cittadini iscritti della provincia di Treviso e si sono espressi, insomma, dovevano scegliere fra 4 candidati. Anche la Lega ieri ha discusso il suo segretario provinciale e hanno votato anche lì in 800, insomma, quindi in termini numerici, almeno da questo punto di vista, c'è una similitudine da questo punto di vista. Però voglio dire, io penso che sia utile la discussione, la dialettica all'interno dei partiti e secondo me rimane utile anche nell'apertura ai cittadini. Io vedo andando a fare il militante che va ad aprire i seggi per le primarie, c'è sempre una grandissima partecipazione e c'è sempre una grandissima adesione e apprezzamento da parte dei cittadini che vengono ai militanti, i nostri elettori che vengono a decidere quale sarà il segretario della nostra forza politica, e quindi io vedo che c'è sempre un grande trasporto emotivo e penso che questa sia la strada giusta, insomma. C'è bisogno di una guida, Stefano, in qualche modo ieri l'ha detto anche il vincitore del... Perdonami se ti interrompo, ma perché ieri Coin l'ha detta questa cosa, no? Dopo 4 anni di commissariamento si è percepito chiaramente che il partito aveva bisogno di una guida forte, no? Sì,
su questo sono assolutamente d'accordo. Il limite del Partito Democratico, sul quale io sono profondamente critico con la dirigenza romana nazionale, è stato che a fronte delle dimissioni di Letta avvenute il 25 settembre si è scelto un percorso elefantiaco, lunghissimo, di discussione, che poi in realtà non c'è stata una granché discussione se non in queste ultime settimane, e poi si è giunti a una decisione. Poteva, secondo me, essere deciso il successore di Letta in molto meno tempo, prima di Natale, per guidare anche le forze del Partito Democratico, del centrosinistra, anche nelle regionali, con un'altra spinta, con un altro rilancio per tutti gli elettori, perché io penso che ce ne sia davvero bisogno in questi primi mesi di governo di centrodestra. Secondo me è mancata la leadership del Partito Democratico al Partito Democratico, insomma, e al centrosinistra, e questo secondo me è stato un limite nell'attività di opposizione e nell'attività di decisione delle candidature, di gestione della campagna elettorale per il Lazio e per la Lombardia. Ecco. Comunque, bene o male che sia andata, però il 26 febbraio decideremo, e quindi dal 26 febbraio arriveremo sicuramente pronti. Ad esempio per Treviso ci sarà un segretario del Partito Democratico che sarà pronto a venire a aiutarci nella campagna elettorale. Perché c'è una campagna appunto da fare. Alessandra, a questo proposito, arriverà Calenda, Treviso, come siete organizzati? Beh sì, certo, c'è una campagna elettorale da organizzare e noi siamo sicuri che i nostri leader verranno anche a sostenere il candidato sindaco e insomma a dare un loro apporto affinché il nostro progetto riesca a consolidarsi in un territorio dove appunto soltanto pochi mesi fa è stato raggiunto un risultato che naturalmente, essendo derivante da elezioni politiche, sappiamo bene che non può essere preso insomma come un elemento certo, però ha rappresentato certamente una buona base per quanto ci riguarda, e quindi noi siamo determinati a portare avanti le nostre idee, i nostri valori. Peraltro, come è noto, è in corso questo progetto federativo, aperto anche ad altre forze che si riconoscessero con le nostre, che sono appunto improntate fortemente a un europeismo marcato, perché insomma il nostro obiettivo, come è stato più volte ripetuto sia da Calenda che da Renzi, è quello di arrivare alle elezioni del 2024 ben strutturati, ben radicati nei territori e con una proposta che possa abbracciare in maniera trasversale tutti coloro che si riconoscono appunto nel nostro ampio programma, che è quello di essere aperti, diciamo così, anche, mi faccio dire, proprio al mondo, nel senso alle sfide che sono ormai attuali, insomma, quelle che fino a qualche anno fa pensavamo di poter procrastinare, e quindi in questo mi consenta di dire che noi siamo totalmente divergenti dal Movimento 5 Stelle, perché abbiamo una visione molto più aperta, progressiva, europeista. Avvocato, mi perdoni, però mi preme farle un'altra domanda. Siete consapevoli che potreste essere un importante ago della bilancia? Ma guardi, allora, intanto noi siamo consapevoli che potremmo essere quelli che al ballottaggio ci arrivano, insomma. Ecco. Non gli dica così, diciamo, se dice che l'ago della bilancia vuol dire che sono già perdenti. No, però potenzialmente potrebbero... Non ce lo può dire all'inizio della campagna elettorale. Se no mi darà troppa ragione che dovevano venire con noi. Insomma, Stefano non si arrende. No, però potreste portare in dote... Giochiamoci le nostre carte, facciamolo in maniera seria, rispettando anche tutti gli altri candidati, cercando di spiegare bene qual è il nostro programma, e dopodiché insomma il cittadino deciderà. Dobbiamo affrontare questa prima fase in maniera seria, costruttiva, responsabile e rispettosa.
anche di quelli che non sono avversari, sono competitor come in tutte le campagne elettorali. È bene che si abbia il più ampio rispetto di tutti e quindi ne riparliamo dopo il primo turno. Assolutamente. Giuliano, ha sentito Alessandra Nava ha detto siamo profondamente diversi dal Movimento 5 Stelle, più europeisti. Le soluzioni, sì. Diciamo questo, Renzi lo conosciamo bene, insomma, ecco, Calenda lo conosciamo bene e Conte lo conosciamo bene, ognuno trae le proprie conclusioni. Il PNRR non l'ha portato a casa un europeista qualsiasi, ma l'ha portato a casa un europeista che si chiama Conte. Basta, mi basta questo per rispondere alla signora Nava. Quello che volevo dire invece è questo, che dobbiamo pensare a Treviso, dobbiamo pensare al programma, dobbiamo pensare al sociale, dobbiamo pensare agli affitti, dobbiamo pensare a tutti i problemi che ci sono a Treviso. Il caro affitti è un problema grandissimo e il fatto è sulla bocca di tutti di questi giorni, i problemi che non ci sono le palestre, non ci sono i luoghi per le attività sportive, o sono fatiscenti o vecchi, o si usano le palestre comunali come sempre, non c'è un luogo vero e proprio per la città, se non le cittadelle private dei vari nomi che conosciamo. Il problema affitti, come ho detto prima, è una cosa da risolvere, ci vogliono le soluzioni, noi stiamo lavorando al programma, la presenteremo sul nostro programma, il verde, la città, la zona pedonale. Basta tenere presente che a Treviso non abbiamo un marciapiede che abbia i percorsi tattili per i non vedenti, cioè non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, cioè ci sono delle cose che giustamente, e concordo nel fatto di dire che quando si è fuori è facile parlare, anticipo già la risposta di chi è dentro o era dentro, e quando si è dentro è difficile fare. Chi governa decide, chi non governa all'opposizione non decide. Certo, ma se chi governa non decide mai, o le soluzioni non le trova, o non le vuol vedere, o non è possibile applicarle, è giusto che si cambi, è giusto che ci sia un altro governo, è giusto che i cittadini guardino queste cose qua. Allora mi devo fermare, grazie, però l'ultima battuta, visto che abbiamo fatto un giro finale. Mi perdoni Alessandra, ma davvero sono in chiusura, ma prometto di... Certo. Devo allontanarmi. E solo per quello devo Grazie riprendere. Alessandra Nava, Terzo Polo, arrivederci. Saluto tutti, mi scuso. La ringrazio. Assolutamente, arrivederci Raffaele, una battuta finale. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Grazie. una battuta finale, insomma, può essere però che Fratelli d'Italia chieda in dote, no? Se dovesse essere rieletto Mario Conte, qualche assessorato in più, perché adesso non è... Attualmente non ne ha nessuno, esatto. Quindi naturalmente, pur essendoci in realtà una presenza in Consiglio Comunale, diversamente rispetto a quello che si diceva prima, e questa volta immagino che Fratelli d'Italia voglia comunque far parte della squadra di governo del sindaco Conte. Vedremo quali saranno i risultati, se avrà numerosi eletti è normale che poi ne faccia parte, direi che è giusto che sia così. Giusto che sia così. Grazie Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, e grazie ancora a Giuliano Guidotto per il Movimento 5 Stelle, Stefano Pelloni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Partito Democratico, grazie Stefano. Ciao, grazie. Arrivederci, ancora grazie ad Alessandra Nava per questa bella chiacchierata a 4. C'è il tempo per ricordarvi il sondaggio di Ring di questa sera. L'Italia è un paese razzista? Cosa ne pensate? 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. Questa sera ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino saranno Andrea Zanoni per il Partito Democratico, Luciano Dorella, presidente associazione 16° Reggimento Treviso, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Marcello Bano, Lega, l'onorevole Dimitri Cuin, appena eletto segretario Lega Treviso, e il professor Arturo Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Grazie per essere stati in nostra compagnia, io mi fermo qui e vi auguro ovviamente un buon pomeriggio. Arrivederci.